in parte come presidente degli operatori del turismo sostenibile, che è tecnicamente l'associazione che ha organizzato l'evento. In realtà il motore dell'evento è il laboratorio della biodiversità rurale e io faccio parte del gruppo di lavoro che sta lanciando questo progetto, che è una novità, penso che nessuno di voi lo conosce. Allora, vediamo il nome biodiversità, vuol dire che è una cosa che parla di biodiversità, per cui una parola molto usata di questi tempi. Poi è rurale, per cui il motore è un'azienda agricola di questo progetto, e laboratorio. Laboratorio, cosa si fa nel laboratorio? Nel laboratorio si costruiscono le cose, si cerca di aggiustare le cose e si cerca di inventare cose nuove. Abbiamo voluto questo nome laboratorio, perché questo è un progetto che è una scatola molto aperta sia alle idee che alle persone, per gli obiettivi che vi spiegheremo. E poi c'è Chioggia, Venezia, che siccome molti di voi penso abitano in questi luoghi e dicono ma non sapevo che ci fosse un progetto a Chioggia. Sì, e oggi noi presentiamo proprio un progetto che nasce in questa città e sarà per la città. Per cui oggi vi racconto una bella storia. Un quarto d'ora, prima di lasciare la parola a Marco, vado veloce. Allora, cerchiamo tanto di capire dov'è. Per chi è della zona, vede Sottomarina e vedete lì dove c'è la freccia rossa, lì c'è l'azienda agricola Valgrande, e per cui insomma veramente siamo a Chioggia, un'azienda agricola come tante altre, 1000 ettari tra l'altro, proprio grande, e quando si entra insomma è un'azienda agricola come tante altre, anche se già vedere gli alberi così, insomma, per come è purtroppo la campagna che circonda le nostre città, ormai tutta votata alla monocultura e alla coltivazione intensiva, insomma, già questa è una bella immagine. In realtà, andando avanti, vediamo che dietro le coltivazioni ci sono dei boschi, perché il proprietario ha piantato 18.000 alberi. E se andiamo avanti, vediamo che il proprietario ci ha creati dei laghetti, cioè ha ricreato delle zone umide, e se cominciamo a vedere questa realtà di Chioggia, dall'alto vediamo una immagine diversa dalla campagna. Vedete in fondo ci sono dei boschetti, ci sono questi laghetti, questa area umida con piante anche schiantate, cioè piante morte che non vengono tolte, per cui importantissime per la biodiversità. E ognuna di queste operazioni vedete che è all'interno di una scacchiera di produzione, per cui ogni volta che la proprietà dedica dello spazio a degli ambienti naturali toglie uno spazio alla produzione, per cui sicuramente delle operazioni che non sono finalizzate a aumentare il reddito dell'azienda agricola, ma dico io, completa controtendenza a quello che è oggi l'economia agricola, è invece cominciare a riservare degli spazi per la natura. E poi ovviamente l'appetito viene mangiando, si cominciano a creare delle strutture, per cui cominciano a nascere le prime torrette di osservazione, ce ne sono altre. Vedete che il cane c'è in tutte le diapositive, quasi tutte. E ovviamente quando te crei gli habitat arrivano gli animali, qua ne ho messi un po' troppi. Qua non abbiamo nessuna intenzione di fare una conferenza su Valgrande, anche per non togliere spazio, però solo per accennare abbiamo contato più di 150 uccelli. Qua abbiamo messo il Barbagianni, giusto perché sarà l'argomento sia della serata e sia di uno dei primi progetti che abbiamo intenzione di fare. Ma la proprietà ha voluto monitorare anche altre specie che magari si vedono meno, come gli insetti. Qui tra l'altro c'è anche Giovanni Timossi che ha lavorato con noi per quanto riguarda le farfalle. Questa è la Licena dispar, una farfalla che ha bisogno di un habitat semplicissimo ma che abbiamo ormai distrutto e che è addirittura protetta a livello europeo perché la popolazione è in fortissimo calo,
ed è stata trovata in un'azienda agricola a Valgrande. Le farfalle magari sono le più facili da vedere. Hanno monitorato gli entomologi. Qua sto entrando in un settore che io conosco molto poco facendo l'ornitologo, ma abbiamo trovato, come gruppo, più di 50 api selvatiche, 50 specie di api selvatiche, e oggi si parla tanto di come stanno sparendo le api, dell'importanza degli insetti impollinatori, di come questa cosa si ripercuoterà se andiamo avanti così sulla nostra stessa vita, sulla qualità della nostra vita, sulla produzione dei frutteti. Abbiamo trovato più di 50 specie di api selvatiche, alcune mai segnalate nel Veneto e moltissime in lista rossa. Cosa vuol dire? Che sono specie che a livello comunitario sono considerate a rischio estinzione. Dove questo? Qui a Chioggia, in un'azienda agricola che normalmente è simbolo del deserto dal punto di vista della biodiversità, oppure ha una grandissima semplificazione della biodiversità che si può riscontrare. Però noi degli uccelli ci interessa relativamente, poi magari arrivano anche volando. Ne ho visto uno anche sopra casa mia. Non serve avere una zona particolarmente con una valenza ecologica particolarmente importante. Poi per quanto riguarda gli insetti, sì, va bene, ma non li vedo. In realtà in questa azienda si trova un po' di tutto. Questo è un cervo, penso che non molti di voi, cioè dimmi un animale di Chioggia, il cervo, no, questo non l'avremmo detto neanche noi, ma fototrappolando abbiamo trovato questo cervo, era di passaggio, ma è stato un mese in azienda agricola, non si vedeva di giorno, il che vuol dire che ci sono sufficienti boschetti perché un cervo, cioè non una martora, non una lepre, un cervo possa nascondersi, e poi di notte veniva fototrappolato. Poi insomma, per cui sapete che a Chioggia c'è anche il cervo. E poi una mattina, quando è passato anche il lupo, per cui anche il lupo fa parte degli animali di Chioggia. Scusate. Allora, la proprietà, che adesso conosceremo, il signor Fioroni, poteva già essere contento di questo, cioè del fatto che lui ha dedicato del tempo della sua vita per ricreare habitat, e che questo ricreare habitat gli ha portato delle soddisfazioni, per cui facendo dei monitoraggi ha avuto dei risultati non buoni, ma per alcuni casi, abbiamo parlato prima dell'entomologia, dei risultati eccezionali, per cui poteva essere già contento così, dire guarda, però ho creato almeno dei boschetti che c'ho il cervo, che ho talmente tanti tassi che li ho fatti diventare il logo del mio progetto, che ho il lupo, e la proprietà non ha voluto fermarsi qua, ha deciso di fare un ulteriore salto di qualità, e vuole diventare un esempio per altre aziende agricole e far capire come si può fare agricoltura, si può fare attività economica e nello stesso tempo proteggere l'ambiente. Ed è un progetto, quando è partito in testa sua, che poteva sembrare quasi visionario, ma sappiamo che le grandi cose si fanno con le grandi visioni, e io di questo ne sono convinto, e personalmente sono anche onorato di far parte di questo progetto. E pertanto si è deciso di fare il laboratorio della biodiversità rurale, con degli obiettivi ben precisi, perché la proprietà non vuole essere l'ennesima associazione che fa proclami. Abbiamo visto che i boschi ci sono, che i laghetti ci sono, che gli animali ci sono, e per cui ci siamo posti degli obiettivi molto importanti secondo me, e cioè continuare a sviluppare la biodiversità all'interno dell'azienda agricola, per cui anche la scorsa estate abbiamo fatto per esempio adesso dei laghetti per gli anfibi, per cui stiamo cercando di migliorare. E poi, importantissimo, questo lo dirà dopo Fioroni, questa zona valorizzarla, farla conoscere alla città di Chioggia, agli abitanti di Chioggia. L'intenzione è farla conoscere in un posto molto più ampio, ma cominciamo con Chioggia e soprattutto conservarla, voglio dire lui. Questa zona così importante all'interno della nostra città non deve sparire in futuro, perché è una cosa che rimarrà alle generazioni di Chioggia. Per cui valorizzazione e conservazione dell'aria. Poi promuovere queste buone pratiche per cercare di esportarle in altre aziende agricole. Per cui questa parola laboratorio della biodiversità rurale l'abbiamo inventato proprio perché vogliamo
attraverso le associazioni, gli agricoltori, ma attraverso tutta una serie di iniziative. Non voglio usare la parola leader, ma diventare un'azienda modello facendo vedere come si può fare economia e nello stesso tempo salvaguardare la biodiversità. Poi creare e promuovere dei progetti di conservazione e educazione ambientale e collaborare con progetti già esistenti. Un programma sicuramente ambizioso che però assolutamente vogliamo perseguire. E tanto per essere pratici e far vedere quanto non si sta scherzando, la proprietà del signor Fioroni ha già preso un casolare e ci sta costruendo dentro un centro didattico dove in futuro si potrà fare formazione, conferenze come queste, e dove ci sarà una parte dove anche in futuro sia ricercatori, ma specialmente le nuove generazioni, per cui i bambini, e in questo caso lavoreremo con le scuole di Chioggia e di tutti i paesi qui attorno, potranno avere un posto in campagna dove si lavora sulla biodiversità. Sopra si creeranno delle stanze di foresteria, ecco perché l'azienda Valgrande è socia OTS, cioè degli operatori del turismo sostenibile, perché comunque non voglio dire che faremo di bed and breakfast, ma ci sarà la possibilità anche di soggiornare. Sta partendo un progetto per creare dei nidi artificiali per i barbagianni, poi qua Marco spiegherà in maniera ovviamente più dettagliata quanto questo animale, specie in Nord Italia, sia in calo, è un trend negativo, anche per mancanza di siti di nidificazione, ma anche qua una cosa, chiamiamola simbolica, ma anche reale, per cui verranno create queste casette per i barbagianni che potranno essere acquistate da aziende agricole e collocate all'interno delle aziende agricole. Nello stesso tempo ci sarà una raccolta fondi dove uno può donare anche 50 centesimi. Dalla prossima conferenza ci saranno anche dei salvadanaи, e qualsiasi persona anche che dona 50 centesimi saprà la sua casetta che ha contribuito a costruire dove verrà collocata e i risultati che ci saranno. Ecco qua, quindi è collocata la prima. Ci tengo a dire che la seconda è stata acquistata, vedete che sul manifesto c'è il Con Chioggia Sì, cioè il consorzio di promozione di Chioggia a cui partecipano moltissimi operatori turistici di Chioggia, hanno voluto partecipare per primi a questo tipo di iniziativa, per cui hanno acquistato una casetta che verrà collocata in qualche luogo dove il Barbagianni c'era o c'è, ma vogliamo monitorarlo. E poi abbiamo parlato prima di progetti di altri, e questo ve la faccio vedere giustamente anche per capire come stiamo puntando molto in alto. Questo è un centro di recupero grifoni che c'è in Croazia, sull'isola di Cres. Il signor Fioroni ha preso dei contatti con questa associazione che lavora sui grifoni, lì i grifoni nidificano e i giovani spesso quando fanno il primo involo, nidificando molto bassi, rischiano di cadere in acqua. Quando cadono in acqua non hanno possibilità di salvarsi, normalmente in giro di mezz'ora muoiono. Esistono dei volontari che vanno a recuperarli e poi li portano fino all'involo, e quando poi il grifone vola fa dei percorsi incredibili, ma questo sarà argomento di una prossima conferenza. Abbiamo fatto un accordo con loro, li abbiamo proprio aiutati in un progetto facendogli una donazione, e siamo appena partiti ma c'è già un gemellaggio internazionale. Ecco, io finisco qua questa bella storia coinvolgendoli, dicendo che questo ciclo di conferenze che è stato offerto alla città è proprio per presentare una storia che non mira a fare soldi, ma mira a conservare l'ambiente. Verrà creata un'associazione, abbiamo degli obiettivi ambiziosi, però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di tutti, e pertanto continuate a seguirci in questo ciclo di conferenze. Noi quando arriveremo all'ultima conferenza saremo anche strutturati e avremo possibilità di darvi dei link dove potrete seguire quello che stiamo facendo. Seguiranno anche delle escursioni per farvi vedere questa azienda agricola, perché poi lo spiegherà meglio il proprietario. È una cosa che noi vogliamo fare per la città. Io ho finito e vi ho raccontato tecnicamente questa cosa. Dietro questa cosa però c'è passione,
c'è un cuore, c'è una persona che crede moltissimo in questa terra, che lui considera appunto la sua terra dove è cresciuto, e pertanto rubo ancora 5 minuti al relatore di questa sera, chiamando Fabio Fioroni, che vi racconta perché è spinto e ha voglia di fare queste cose. Grazie. Eccoci qua. Allora, sarò brevissimo perché intanto Alessandro ha già raccontato tutto. Valgrande è una zona di Chioggia bellissima che non è conosciuta da Chioggia, è della mia famiglia da quasi 100 anni e abbiamo fatto gran fatica a tenerla unita perché l'agricoltura è quello che è, non è un mestiere particolarmente redditizio, quindi la voglia di venderne dei pezzi per monetizzare è sempre stata forte, però la passione per la terra è sempre stata molto più forte e l'abbiamo tenuta unita, passione poi per gli animali, per la natura, quindi boschi messi giù senza prendere contributi, siepi, 8 ettari di laghetti, quindi si prende dallo scavatore, si scava, costa un sacco di soldi, però si ha una zona umida che pian piano diventa sempre più bella, cominciano ad arrivare i primi trampolieri, i primi anatidi, tutta la biodiversità che si può creare. Si possono usare anche degli insetticidi in agricoltura? No, perché poi muore l'insetto, muore l'uccellino, muore tutta la catena alimentare. Si possono usare anticrittogamici, pesticidi e quant'altro, nei minimi termini, nei minimi quantitativi per riuscire a portare a casa un reddito. Nel tempo ci si rende conto che la passione per la biodiversità tutta, anche quella che non si conosceva, cioè eravamo convinti, la maggior parte di noi siamo convinti che l'ape mellifera, quella che fa il miele, sia l'ape che è importantissima per la riproduzione delle altre piante e per la nostra stessa vita, molto parzialmente. Le api più importanti sono quelle selvatiche, ognuna delle quali ha la sua pianta target da impollinare, sono quelle che sono importanti. E la biodiversità si ottiene soltanto diversificando il più possibile la natura. In un ambiente monotono ci sono pochissimi animali, più l'ambiente diventa ecotonale, più diverso e più gli animali ci stanno. Noi non siamo qui stasera per raccogliere soldi, per fare un business e quant'altro. Chioggia deve conoscere che cosa ha nel proprio territorio e capire l'importanza di un bosco messo giù da qualcuno che si toglie del reddito per mettere giù il bosco. Ogni volta che si vede giù un bosco non è del proprietario, il bosco è di tutti. È tanto importante questa sera che cominciamo a capire che tipo di territorio abbiamo e qual è l'importanza di un polmone verde come può essere Valgrande, per difenderlo da speculazioni edilizie, strade, centri commerciali, ospedali, qualsiasi altra cosa che si possa fare per speculare, per fare urbanizzazione in territori che non possiamo più permetterci di perdere. 2 anni che siamo fermi col Covid ci siamo resi conto di quanto importante sia l'ambiente. Ripartiamo da quello che abbiamo conservandolo e speriamo con l'aiuto di tutti di poter incrementare anche l'ambiente, perché ormai ci si rende conto che senza ambiente non sopravviviamo neanche noi. E quindi questo è un attimo l'intento di far conoscere un bel territorio di Chioggia, che è di Chioggia, non è della proprietà, sono 1000 ettari, quindi più terra che non tutta la grandezza di Chioggia, però spesse volte misconosciuto e privato dell'importanza, insomma. Poi non è tanto servito da strade, forse per tanti versi è meglio così, per tante altre cose purtroppo il fatto che non sia conosciuto non viene neanche tutelato. E quello che serve a noi è di riuscire a essere tutelati, non abbiamo bisogno di altro, non sono qua per avere un euro in più, se non per
intraprendere nuovi progetti a favore dell'ambiente, però che un domani non venga distrutto per incuria, per ignoranza, per superficialità, perché un ambiente come quello non possiamo permetterci di perdere. Tutto qui, io vi ringrazio e adesso parliamo delle cose più interessanti dei Apache notturni con un relatore d'eccezione. Grazie mille. Bene, allora partiamo subito. Sono contento di fare questa presentazione per due motivi. Uno, presentare un amico è sempre difficile, ma insomma, perché non si sa cosa raccontare, perché magari viene a fare più le chiacchierate magari che si fanno, e poi perché non vedo l'ora di sedermi con voi, perché qualsiasi persona ha passione per i Apache notturni conosce Marco Mastrovilli, che è uno dei maggiori esperti italiani di Apache notturni. E dico così perché politicamente corretto si dice così, poi se dobbiamo raccontarcela è il miglior esperto di Apache notturni, e questo non lo dico io. Nel 2015 ha preso addirittura un premio internazionale come miglior esperto di Apache notturni mondiale. Basta dire che ha scritto 25 libri, che ha oltre 50 pubblicazioni scientifiche, più di 500 articoli. C'è molto da imparare per chi fa il mestiere, per esempio come faccio io, come riesce a divulgare in questi anni, in questi 10 anni, come ha trasformato la sua attività, diventando prima scrittore ma poi addirittura editore, riuscendo a far conoscere gli Apache notturni non solo agli appassionati, ma a persone che fino a ieri non si interessavano di biodiversità. E pertanto non la tiro lunga e lascio la parola a lui e buona serata. Grazie. Vi ringrazio dell'invito innanzitutto e faccio i complimenti anche per il progetto che sta nascendo, che mi sembra assolutamente interessante. E visto che siete venuti anche per ascoltare una chiacchierata sui Apache notturni, direi che possiamo partire. Vado a recuperarla un attimo. Ok, allora, visto che ha già fatto una bellissima presentazione Alessandro, vado un po' veloce, ma ovviamente questa parte è iniziata. E la chiacchierata che facciamo stasera è una chiacchierata introduttiva, assolutamente introduttiva, perché io ho un canale YouTube dove ad esempio durante il lockdown ho realizzato delle dirette da 2 o 3 ore a seconda, diciamo, delle specie che venivano trattate, per cui stasera abbiamo un tempo più limitato e dobbiamo parlare di tutti i rapaci notturni che vivono in Italia e quantomeno quelli che possiamo incontrare in Veneto e magari proprio in queste zone attorno a Chioggia, perché i rapaci notturni sono molto più comuni di quanto possiamo immaginare. Ad esempio, se li confrontiamo con i rapaci diurni, che spesso vediamo magari il classico falchetto, quindi il gheppio, la poiana, che effettivamente sono ancora ben diffusi, mediamente i rapaci notturni sono comunque più abbondanti di quelli, diciamo, di quelli diurni, perché comunque la grossa differenza è che sono degli animali elusivi, si muovono di notte, quindi noi siamo portati a immaginare che siano rari, che sia difficile poterli osservare. Invece, visto che siete in un comprensorio che vi è già stato descritto prima, ma posso dire che tutta la laguna veneta è straordinaria come tipo di ambiente proprio per i rapaci notturni. Ad esempio un animale come il barbagianni o la civetta è osservabile al mattino. Dico al mattino perché di notte ovviamente è più difficile poterli vedere, ma se vi alzate presto domani mattina, molto presto, e fate un giro nelle zone di campagna, sopra qualche tetto potreste sicuramente vedere le civette. Allora, io comincio con la nostra chiacchierata e partiamo da dove ho cominciato io. Io mi occupo di gufi da più di 30 anni e questo significa che nel corso degli anni, proprio perché i rapaci notturni che vivono in Italia sono solo 10 specie, per non annoiarmi ho dedicato un po' di tempo in modo approfondito magari a una specie per qualche anno, a un'altra specie e così via. In questo momento, ad esempio, mi sono trasferito da pochi mesi a Torino e quindi nella zona dove vivo adesso ci sono gli allocchi, che è una specie che nel corso del tempo non ho mai amato tantissimo, però in base un po' alle zone dove mi spostavo ho seguito alcuni animali con maggiore attenzione. Ad esempio l'assiolo che vedete in questa immagine era un animale molto comune nella provincia di Parma e Piacenza, dove ho vissuto gli ultimi 13 anni della mia vita. Allora io adesso direi che possiamo cominciare con una specie di introduzione a quella che viene
diciamo, definita tassonomia. Col termine tassonomia, che è un po' tecnico, un po' aulico, andiamo semplicemente a identificare quel termine che serve per identificare la classificazione dei rapaci notturni. Noi li chiamiamo rapaci notturni, però vedete qua, nella scritta che trovate c'è scritto introduzione alla tassonomia degli strigiformi. Ma cosa sono gli strigiformi? Qualcuno lo sa? Sì, qualcuno sì. Allora, la parola strigiformi è un qualcosa che adesso vi svelerò, ma è legato proprio al mondo dei rapaci notturni. Con questo termine, il termine di appartenenza, il termine tecnico con cui vengono indicati l'ordine, diciamo, di appartenenza di tutti i rapaci notturni del mondo. E quando parlo di rapaci notturni parlo quindi di gufi, di civette, assioli, allocchi, barbagianni. Il gufo delle nevi, sì, anche lui, ovviamente a seconda degli ambienti dove ci muoviamo nel mondo abbiamo dei rapaci notturni diversi. Quindi abbiamo un'immagine con tanti rapacini piccolini e ognuno di questi ha la sua collocazione, il suo ecosistema. Prima abbiamo parlato ad esempio di un ambiente che si trova proprio qua a Chioggia e se ci fate caso vi hanno descritto la zona di palude, la zona di bosco, la zona di campagna. Ebbene, ogni rapace notturno ha le sue caratteristiche e si adatta magari meglio a un certo tipo di ambiente rispetto a un altro. Questo succede per tutti gli uccelli del mondo. Dovete immaginare che sul nostro pianeta ci sono più di 10.000 specie. La cosa divertente è che quando ho iniziato a occuparmi di rapaci notturni, comunque di ornitologia, cioè più di 30 anni fa, questo dato era diverso. Gli uccelli nel mondo erano quasi 9.000. E qualcuno potrebbe chiedere: ma cosa è successo nel frattempo? Sono aumentati? Tutti ci dicono che stanno per estinguersi molte specie, invece qua sembra che accada esattamente il contrario. Invece succede questo, che sostanzialmente il numero di specie sono aumentate perché è cambiato il modo di classificarle, cioè noi li classifichiamo sempre nello stesso modo, adesso ve lo mostro. Però in realtà, grazie alla biologia molecolare, sono stati fatti degli studi, degli aggiornamenti e immaginate che quando ho iniziato a occuparmi di rapaci notturni, quindi sempre 30 anni fa, le specie nel mondo erano 156. Cioè tra gufi, civette, allocchi, Sud America, Nord America, in Asia, eccetera, c'erano 156 specie. Oggi oscilliamo tra i 268 e i 270 a seconda dell'autore di riferimento a cui facciamo capo. Poi ci sono anche delle teorie che danno magari anche dei numeri inferiori. Recentemente sono uscite alcune pubblicazioni che parlano di 220 specie. Perché? Perché alcune sottospecie sono state poi progressivamente classificate come specie e non tutti le hanno accettate. Il vantaggio però, vivendo in Italia, vivendo in Europa, è che in realtà i nostri rapaci notturni sono sempre quelli, quasi sempre quelli. Sostanzialmente noi abbiamo 10 specie che vivono nel nostro paese, ne abbiamo altre 4 che vivono nel resto d'Europa e che da noi non sono ancora arrivati, che sono il gufo delle nevi, quello di Harry Potter per intenderci, poi abbiamo l'ulula, che è un rapace notturno dalle abitudini un po' particolari, anche dalla morfologia strana, perché ha una coda molto lunga che sembra quella di un gheppio. In inglese viene chiamato ewok owl, che vuol dire falco gufo, e quindi già questo vi fa capire che è un animale un po' diverso, sebbene sia comunque uno strigiforme. E poi abbiamo l'allocco di Lapponia che da noi non c'è. Recentemente sull'isola di Cipro è stato identificato un nuovo assiolo, che io ho inserito in uno dei libri che poi eventualmente potete trovare là, che è la guida dei rapaci notturni d'Europa. Questo assiolo praticamente è stato determinato pochi anni fa ed è una specie diversa dagli altri assioli, quelli che vivono da noi in Italia e in tutta Europa. Queste sono le specie che vivono in Italia e di queste voi vivete in Veneto. Io credo che la maggior parte dei partecipanti siano veneti o comunque vivono tutti in Veneto, a prescindere che siate di Chioggia o meno. Voi dovete immaginare che vivendo in Veneto siete la regione insieme al Friuli, probabilmente insieme al Friuli, che ha il maggior numero di rapaci italiani, cioè tutti li avete, tutte e 10 le specie. Perché? Perché in realtà ce n'è uno che è l'allocco degli Urali che vive esclusivamente in Veneto e in Friuli. Per cui se ad esempio io che vengo dal Piemonte dovessi fare questo tipo di considerazione, io l'allocco degli Urali non ce l'ho perché è localizzato. Quindi voi siete la regione insieme al Friuli che ha il maggior numero di rapaci notturni sul suo territorio, cioè tutte le specie presenti in Italia.
Qui c'è l'elenco, la lista della spesa, non mi voglio dilungare perché adesso andiamo a conoscerli uno per uno. Questo che vedete è il gufo comune nella fotografia. Il gufo comune è un rapace un po' particolare perché, a dispetto del nome che appunto è il gufo comune, in realtà nel Novecento, all'inizio del Novecento e fino all'Ottocento, era un rapace abbastanza raro in Italia. Tutto sommato però in questo momento è la specie che se la passa meglio perché è quella che cresce maggiormente su tutto il suolo europeo e quindi la sua, diciamo, popolazione è in forte aumento, per fortuna, e tutto sommato quindi non ha dei particolari, diciamo, problemi di conservazione. C'è da considerare un aspetto interessante di tutti i rapaci, è quello che ha l'escursione altimetrica più spettacolare, perché questo animale lo potete vedere nidificare a 1800 metri, ad esempio sulle montagne vicino a Torino, e lo potete trovare nidificare su qualche pineta del litorale qua intorno a casa vostra, e ci sono sicuramente, quindi, oppure in un giardino magari di una casa, di una villetta alla periferia di Chioggia. È un animale che si avvicina facilmente alle case. Ce ne sono alcuni tra i rapaci notturni che sono abbastanza confidenti, adesso li vedremo insieme. Allora, quando vi ho detto qual era il nome scientifico, vi ho parlato di strigiformi. È un nome che deriva direttamente dal latino strix, che vuol dire strega, e formes, che vuol dire forma, quindi ha forma di strega. Perché in realtà non hanno la forma della strega, per quello che mi ricordo io, le streghe hanno altre forme. Andate a cercare con il Google, cerca immagini. Però perché questo è successo? Perché in passato, soprattutto nel periodo medievale, i rapaci notturni venivano annoverati come animali malefici, maligni, portasfortuna, iettatori. Vedo un signore che sta annuendo, perché c'è ancora adesso questa convenzione. Stasera c'è Juve-Inter, per cui a seconda se siete juventini o interisti potete gufare contro. Io sono milanista e quindi gufo comunque contro Juventus e Inter. No, sto scherzando, in realtà gufare non serve assolutamente niente, perché ci sono recentemente, ad esempio, i gufi sono considerati maggiormente portafortuna di quanto non lo fossero, ad esempio, solo 30 o 40 anni fa. Quando ho iniziato, alla fine di una conferenza mi si avvicinava sempre qualcuno, magari una persona di mezza età, che mi diceva io però i rapaci, la civetta la sento cantare di notte, quello vuol dire che è legata alla morte, eccetera, eccetera. Queste sono tutte una serie, diciamo, di credenze popolari che si sono tramandate nel corso del tempo e che hanno un'unica origine, che è quella del periodo medievale. Nel periodo medievale i rapaci notturni sono stati perseguitati ed erano inseriti nei cosiddetti bestiari medievali. Non mi voglio dilungare, sul mio canale YouTube c'è una puntata dedicata a questo, per cui magari vi invito a scoprire il mio canale YouTube, che si chiama GufoTube, quindi lo trovate facilmente, se non l'avete ancora incrociato si chiama GufoTube, quindi è facile da vedere. Questo è il nome quindi con cui vengono indicati i rapaci notturni. Per semplicità vi faccio vedere quella che è la scheda classica di un rapace notturno che potete trovare ad esempio su internet, su qualche libro, eccetera, eccetera. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo tipo di classificazione, cioè abbiamo il nome scientifico, questa è una civetta ovviamente, il nome inglese nel caso dei rapaci notturni ha sempre un carattere sempre presente, che è quello di trovare la parola owl, cioè O-W-L. Accanto a questo nome poi ci troviamo little, ad esempio in questo caso little owl perché vuol dire piccolo gufo, owl in inglese vuol dire gufo, barn owl, abbiamo parlato prima del barbagianni, è il termine inglese con cui viene indicato appunto questo rapace notturno, che tra l'altro è un animale che vive nelle campagne, quindi barn owl sta a significare gufo dei granai. Il gufo di prima, che abbiamo visto prima, cioè questo qua, vediamo qua, il gufo comune, ad esempio viene chiamato long-eared owl, che vuol dire gufo dalle lunghe orecchie, e il gufo di palude, che era quello che avevate visto prima come sfondo del mio computer, quello non aveva i ciuffetti perché ce li ha molto corti, e viene chiamato short-eared owl, che vuol dire gufo dalle corte orecchie. In realtà non sono orecchie, lo scopriremo fra poco. Torniamo alla nostra classificazione e vi faccio vedere una cosa interessante. La specie e il genere sono due nomi scientifici, cioè sono due nomi latini, in questo caso sono Atene e Noctua. In alcuni casi voi sui libri potreste trovare 3 nomi latini e qualcuno potrebbe dire: ma caspita, come mai trovo 3 nomi latini? Questo vale per tutti gli uccelli, vale per tutti gli animali ovviamente,
Perché? Perché in realtà il terzo nome, che è sempre in latino, sta a indicare la sottospecie. Quando vi capiterà di trovare come terzo nome un nome identico al secondo, vuol dire che la sottospecie che avete di fronte è la sottospecie nominale. Non mi voglio dilungare troppo, ma vuol dire che è l'animale da cui è partita la classificazione di quella specie. In questo caso stiamo parlando della civetta. Ad esempio in Spagna, se qualcuno di voi va in vacanza in Spagna, la civetta che trovate là non si chiama Atene noctua, ma si chiama Atene noctua vidali, che è una sottospecie con le zampe più grosse, con una colorazione un po' più chiara, più pallida, però poi tutto sommato sono quasi identiche. Se io vi facessi vedere una foto spagnola, può darsi che ci siano anche in mezzo di questa proiezione, sono pressoché identiche, però poi a livello di classificazione ci possono essere piccole differenze morfometriche, che è il termine tecnico che gli ornitologi utilizzano per dire che ha delle dimensioni diverse, e parliamo a volte di pochi millimetri, eppure quei pochi millimetri fanno la differenza in una specie o in una sottospecie. Allora, come è fatto un rapace notturno? Qui vi faccio vedere una civetta, come avete visto prima. Tra l'altro questa è una civetta spagnola, quindi quella di cui vi parlavo prima, vedete che è praticamente identica a quella precedente, che era italiana. Ecco, questa immagine vi dà un'idea di come è fatto un rapace notturno. Allora, i rapaci notturni possono sembrare più allungati, un po' meno allungati. Qualcuno, ad esempio, quando vede i gufi, mi dice: ah, io ho visto una femmina perché... sapendo che le femmine sono più grandi dei maschi nei rapaci notturni, perché era molto gonfio e molto grande. Poi ne ho visto un altro molto filiforme, sempre un gufo comune, e quello lì era sicuramente un maschio. In realtà a livello termico i gufi, tutti i rapaci, tutti gli uccelli a volte tendono a gonfiare il piumaggio per avere una maggior capacità di trattenere il calore, soprattutto nel periodo invernale. Quindi se trovate su un albero un gufo molto gonfio, lo fa soltanto perché in quel modo riesce ad avere una migliore performance dal punto di vista termico. È un po' come se qualcuno di voi, come vedo qualcuno sta facendo adesso, si tiene addosso il giubbotto. Loro non hanno un giubbotto, ma lasciando l'asse il piumaggio riescono ad essere più performanti nel trattenimento del calore. Che voi direte: ma è così importante? Lo scopriremo fra poco. Guardiamo come è fatto un rapace. Allora, tra le caratteristiche ce ne sono alcune che sono molto evidenti. Vediamo se qualcuno di voi mi sa aiutare. Dai, una grossa caratteristica che vedete in questa immagine. Gli occhi grandi, bravissimo. Quindi gli occhi sono grandi, molto grandi rispetto alle dimensioni del cranio. Poi hanno un becco adunco, hanno una serie di caratteristiche che adesso andiamo a vedere con calma tutti insieme. Innanzitutto dobbiamo capire quanto sono grandi questi animali, per cui io vi ho messo un animale che tutti conoscete, tutti l'avete visto. Non sto parlando del barbagianni della civetta, ma sto parlando della gallina. La gallina, tutti, a meno che sia una gallina piccolina, le galline americane sono ovviamente più piccole, parliamo di una gallina ruspante classica da campagna. Ecco, una gallina più o meno ha, diciamo, questa proporzione. Adesso l'ho fatta un po' così, però più o meno la gallina è più grande di una civetta, è più grande di un assiolo, hanno delle forme diverse, tutto sommato una grossa gallina è un po' più grossa di un gufo comune o di un barbagianni, mentre ovviamente il gufo reale è più grande, tant'è vero che una gallina il gufo reale se la può mangiare. Questo è un po' per darvi un'idea di quanto sono grandi questi animali, soprattutto per classi, diciamo, di dimensioni, ovvero la civetta nana, l'assiolo, la civetta capogrosso vengono chiamati piccoli rapaci notturni, mentre poi abbiamo quelli medi, che sono anche quelli 4, quindi sono il gufo comune, il barbagianni, il gufo di palude e l'allocco, e poi abbiamo i due più grandi, che sono l'allocco degli urali, che effettivamente ha una mole notevolmente ragguardevole rispetto agli altri, e poi c'è il gufo reale, che è veramente molto più grande. Altro aspetto molto importante, ovviamente lo facciamo passare molto velocemente, ci tengo a precisare che su internet, tra l'altro nel mio sito internet, quando uscite, oltre a vedere se c'è qualche libro che vi interessa che lo potete acquistare, ci sono dei segnalibri, ce n'è uno con il mio canale YouTube e dalla parte opposta c'è il mio sito internet. Perché ve lo segnalo? Perché nel mio sito, che è mastrorilli.it, trovate una serie di libri che non sono gli stessi ma altri libri che io ho messo a disposizione gratuitamente, per cui li potete scaricare, e ci sono molte informazioni anche sul piumaggio. Il piumaggio dei rapaci notturni, oltre ad essere mimetico, quindi particolarmente difficile da scovare, diciamo, nell'ambiente naturale, questo è un vantaggio per gli animali, per questi animali. Quindi sono animali che si muovono di notte, sono animali che di giorno riescono a nascondersi nel bosco, nel sottobosco,
e in più hanno delle caratteristiche nel piumaggio che sono assolutamente uniche. Voi vivete in una zona abbastanza lagunare, la possiamo definire così, comunque vicino al mare, quindi avete a che fare tutti i giorni con i gabbiani, tutti i giorni magari con le anatre, eccetera. Se ci fate caso, quando un gabbiano apre le ali, si stacca da terra e si mette a volare, o magari anche un'anatra, fa rumore. Siete convinti, no, di questo? Non è che l'ha detto Mastro Lilli che aveva bevuto, io sono astego, quindi non ho questo problema. Diciamo quindi che questi uccelli creano una sorta di attrito con l'aria e quindi da quel punto di vista creano rumore, un rumore che a volte viene definito come il frullo, diciamo, del volo degli uccelli, mentre nel caso specifico dei rapaci notturni questo rumore non c'è. Perché? Perché il piumaggio è molto morbido, quindi è molto lasso, quindi non è particolarmente aderente al corpo, quindi se torniamo indietro vi faccio guardate questi animali, sembrano effettivamente molto grandi, molto gonfi. Se io prendessi il gufo reale e lo immergo in una vasca piena d'acqua, quando lo tiro fuori è tutto striminzito, perché in realtà è un tutto piumaggio gonfio questo, che poi si può gonfiare ancora di più e quindi diventa ancora più... E questo perché loro hanno un piumaggio così, ad esempio il gheppio non ce l'ha, che è un piumaggio molto aderente al corpo, perché il gheppio ha una performance di volo nettamente superiore in velocità, che non significa essere più efficienti in predazione, nella cattura delle prede, però è sicuramente più veloce. Se facessimo una gara di velocità tra un gheppio, tra una poiana che è abbastanza lenta e un barbagianni, è sicuramente più veloce la poiana, è molto più veloce il gheppio, addirittura molto più veloce ovviamente il falco pellegrino. Perché? Perché questi animali hanno a livello aerodinamico dei grossi vantaggi proprio nella forma delle ali e delle penne, però non hanno i vantaggi che hanno i gufi, che sono straordinari. Vi faccio vedere. Allora, qui vedete, abbiamo parlato del mimetismo, e qui vi faccio vedere una penna. Questa è una remigante di civetta capogrosso, una civetta che vive in montagna. Se voi ci fate caso, questa è una penna remigante, significa che è la penna dell'ara. Siete in una zona di mare, quindi sapete benissimo che i remi servono per muovere le barche, e quindi la penna remigante serve per dare la spinta durante il volo degli uccelli, così come la penna timoniera, che è quella posizionata sulla coda, serve per dare la direzione durante il volo. Le penne timoniere hanno delle forme abbastanza, diciamo, allungate, non sono particolarmente flessibili, mentre al contrario quelle remiganti sono flessibili, morbide e hanno questa caratteristica sia nella parte esterna, che si chiama lamina esterna, e sia nella parte interna, che si chiama lamina interna. Ovvero nella parte, diciamo, delle remiganti, diciamo, qui la vedete abbastanza bene, la parte alta, quella, diciamo, più sottile rispetto al bastoncino centrale della penna, che si chiama rapide, quella parte lì ha una specie di pettine. La parte sotto invece è molto morbida e quasi sfrangiata e determina un particolare effetto durante il volo, ovvero attutisce completamente l'attrito. Voi direte, ma com'è possibile che semplicemente qualche penna, il fatto che abbiano delle penne morbide, consenta ad esempio ai rapaci notturni di avere un volo completamente silenzioso? Questa è una, diciamo, delle magie dei rapaci notturni che li rendono così esclusivi e così performanti di notte. Se qualcuno di voi esce di notte in una zona di campagna, magari proprio nella zona dell'azienda agricola di cui abbiamo parlato prima, quindi senza luci, senza inquinamento luminoso, eccetera, in piena notte vi renderete conto che magari la luna illumina un pochino il territorio, ma non a sufficienza per avere, diciamo, la nostra capacità visiva è diversa da quella dei rapaci notturni e di altri animali, e quindi da un certo punto di vista siamo in difficoltà. I rapaci notturni invece proprio nell'oscurità hanno tratto il loro vantaggio, e uno, diciamo, degli elementi che li rendono invincibili di notte sono proprio le penne, ma non è l'unico. Infatti un altro elemento particolarmente diciamo accattivante e spettacolare è la capacità visiva di cui abbiamo appena accennato. E la capacità visiva è una capacità visiva particolare che si adatta completamente al mondo, diciamo, della notte. Quindi se qualcuno di noi esce, come ho detto prima, di notte, ha qualche difficoltà nella percezione visiva di un ostacolo. Voi immaginate, chi di voi ha un topolino a casa? Nessuno. Ah, vedo una signora che mi ha fatto segno così come per dire c'è un allevamento.
Va bene, allora questa signora che ha l'allevamento di topolini, ma solo lei c'ha i topolini in casa, nessun altro ce li ha? Adesso quando se lo chiedo 4-5 volte di solito le mani si alzano. Quello che mi preme sottolineare è che comunque i topolini sono degli animali molto veloci, a parte Speedy Gonzales che era velocissimo, i topi hanno una velocità notevole, però ci sono dei momenti in cui il topo è vulnerabile, cioè quando mangia e quando rimane fermo. Per quanto abbia un bello scatto, quindi possa essere molto veloce in poco tempo, quindi ha un bel allungo, in realtà quando è fermo diventa vulnerabile. Però se non lo vedi non puoi attaccarlo. Invece i rapaci notturni hanno una bella vista, sicuramente migliore di questa ragazza dagli occhi azzurri, questo ve lo posso garantire. C'è qualcuno che vuole obiettare su questa affermazione? Per quanto riguarda la vista notturna, ovviamente. Però mi chiedo, secondo voi tra un gatto e un gufo chi ci vede meglio? Allora, siamo a una conferenza sui gufi. Prima Alessandro vi ha detto questo è un grande esperto di gufi, io ovviamente propendo per... In realtà, da alcuni studi che sono stati fatti, sembra che il gatto ci vede un pochino meglio. E infatti io ho scritto un libro Gatti e gufi perché amo tantissimo i gatti, e i gatti, comunque i felini, hanno una visione notturna diversa ovviamente rispetto a quella dei notturni, ma leggermente migliore. I rapaci notturni però, lo vedremo, hanno anche altre armi letali, quindi cominciate a metterle insieme, vedete che ha un armamentario eccezionale, perché quando si muove in volo praticamente non è udibile in volo perché è silenziosissimo. Sì, ho visto, grazie. E nel contempo, quando c'è qualcosa da aggredire, lui riesce a vederlo. Però tutto questo non è sufficiente. C'è un altro elemento, lo vedremo fra poco, che consente al rapace notturno di diventare una macchina veramente perfetta. Nel contempo però ci tenevo a spiegarvi qualcosa legato ai rapaci notturni. Allora immaginate che proviamo a fare un esperimento, facciamolo insieme, visto che adesso abbiamo anche la mascherina, siamo tutti mascherati, siamo distanti nel modo giusto, eccetera. Allora, se voi guardate dritto davanti a voi, siete concentrati su di me, sulla proiezione, quindi guardate me. Però provate, senza muovere la testa, a muovere gli occhi e a guardare lateralmente. Sono sicuro che riuscite a vedere almeno una parte, del muro a fianco. Questo, se non avete dei problemi, ce lo dovreste fare. Benissimo. Se io ad esempio adesso vi dico di girare la testa di 45 gradi, provate a girarla. Bravissimi, vedo che qualcuno è un po' titubante sui 45 gradi, ma avete fatto un ottimo lavoro. 45 gradi e siete riusciti a girarla. I rapaci notturni invece hanno una capacità visiva che è un po' diversa, oltre che la capacità notturna, anche di movimento dell'occhio. Qui vedete un cranio di una civetta e vedete che sembra quasi che il punto dove poi è inserito il bulbo oculare sia racchiuso dentro una specie di protezione in cartilagine. Quella protezione in realtà tiene fermo l'occhio del barbagianni e del gufo, che tra l'altro è diverso da quello nostro. Io infatti impropriamente l'ho definito bulbo, ma i rapaci notturni non hanno dei veri e propri bulbi oculari come i nostri belli. Li avete visti quelle palline di vetro che vengono messe a volte negli animali imbalsamati, cioè sono palline. Se prendete un rapace notturno gli mettono anche in quel caso una pallina. Però i rapaci notturni non hanno un bulbo oculare tondeggiante o sferico come il nostro. Non so se vi è capitato di vedere quelle crocchettine di patate che vendono al supermercato surgelate, grosse così, che sono quasi dei cilindri. Ecco, immaginate qualcosa del genere, non troppo lungo, un po' cortino, perché i rapaci notturni hanno degli occhi che sono quasi cilindrici. Quindi hanno dei cilindretti dentro in questa cavità. Cosa succede? Che quando devono muovere, e osservare, non possono fare il movimento che abbiamo fatto noi, cioè solo con l'occhio guardare lateralmente, quindi devono girare la testa e la girano fino a 270 gradi. Questa è la copertina di un libro che ho fatto, che è Il gufo di Palude, una foto scattata vicino a Comacchio, e vedete che la prima immagine era quella da cui è partita poi tutta la sequenza, e il gufo di Palude ha sentito il click del fotografo e si è girato di 180 gradi. Bene, immaginate, quindi vedete che la posizione del corpo è sempre quella,
Nessuno di voi può riuscire a girare la testa a 180 gradi, non provateci perché sennò rimanete stecchiti. Quando vi fanno vedere nel film quei supereroi che girano la testa alla persona, non lo fanno neanche a 180 gradi, ma è sufficiente per lasciare stecchito il killer di turno. In questo caso i rapaci notturni riescono a girare a 270. Giusto per una concezione di geometria, il cerchio è 360, quindi 270 è quasi un cerchio, quindi quasi una circonferenza, quindi un bel giro. E qui vi faccio vedere come ad esempio una civetta, qui c'è una civettina ripresa con una GoPro che sta uscendo, vedete, la vedete nascosta dietro le rocce, e è curiosa, i rapaci notturni sono dei predatori, quindi sono sempre molto curiosi. Questo è un giovane di civetta, sta uscendo e adesso è incuriosita dalla GoPro, che è questa macchinetta, gli salta sopra e va a vedere cosa è successo. La curiosità quindi è uno degli elementi molto importanti, ma in assoluto un elemento fondamentale per rendere il gufo assolutamente performante è l'udito. E l'udito è qualcosa di particolare. Innanzitutto dimenticatevi di dire, quando vi capiterà, visto che avete partecipato a questa serata, magari non vi ricordate il nome Strigiforme, magari non vi ricordate Atene Noctua, ma dovete ricordarvi che i gufi non hanno le orecchie vistose che si vedono evidenti. Quelle famosi, penne che emergono dalla testa di un rapace notturno, in questo caso dai gufi, come vedete in questa immagine, non sono orecchie, ma sono ciuffi di penne che vengono eretti dai gufi, in particolare il gufo comune, il gufo reale, c'è anche l'assiolo, il gufo di palude, più piccoli. Questi gufetti riescono a tirar su i ciuffi di orecchie quando sono, i ciuffi di penne, quando sono in uno stato di tensione, di ansia, di preoccupazione, di pericolo o di minaccia. Se sono tranquilli, stanno dormicchiando, non hanno nessun bisogno di tirare su quei ciuffi di penne. Perché lo fanno? E ridono questi ciuffi di pelle quando sono in difficoltà, e questo serve per rendere la loro figura più slanciata e rompere la figura su un elemento ad esempio di una superficie. Vi faccio un esempio pratico. Se noi avessimo una persona, provate a immaginare una persona che è vestita mimetica dello stesso colore di questo muro e la posizioniamo contro quel muro, probabilmente rimane molto mimetica. Però cosa succede? Se il muro ha un cambio di colore, quella, proprio perché è così mimetico e ha quel colore, diventa molto difficile che la sua capacità mimetica possa essere massima, proprio perché la differenza della base del colore crea uno scompenso. Quindi cosa succede? Succede che i rapaci notturni con questi ciuffetti di pelle riescono a rompere un po' la figura, ad esempio contro i tronchi e le cortecce. Magari voi avete un gufo che è appoggiato a un tronco, mettendosi più dritti, quindi più affusolati, più in silhouetta allungata, con i ciuffi di pelle riescono ad essere più mimetici. Non di meno, i rapaci notturni hanno un'altra caratteristica straordinaria, che è quella della simmetria delle orecchie. Allora, voi guardate il vostro vicino oppure guardate semplicemente me, guardate dove ho posizionato anche la mascherina e vedete che gli elastici della mascherina sono più o meno nella stessa posizione, cioè non ho un orecchio qua e un orecchio da quest'altra parte completamente più in basso. I rapaci notturni sì, i rapaci notturni hanno un orecchio qua e un orecchio qua, però non hanno i padiglioni auricolari come me, come il gatto, come il cane della vostra casa. Hanno una totale assenza di padiglioni auricolari, ma hanno delle cavità auricolari. Qui c'era un gufo comune che ho trovato investito sulla strada, c'è una fotografia che vedete qua sulla vostra destra, e in questo gufo comune, proprio perché era morto, ho spostato il disco facciale, che adesso vi farò vedere qual è, che è quello davanti, e sostanzialmente spostandolo si vede quanto è grande la cavità auricolare dei gufi, che è posizionata però in modo asimmetrico, quindi un po' più in alto e un po' più in basso sul lato opposto. Perché? Perché loro hanno un ascolto non stereofonico. Guardate dove sono posizionate le casse in questo teatro. Se ci fate caso, il tecnico audio ha posizionato le casse in modo tale che possa arrivarvi l'audio in modo perfetto e sono alla stessa altezza.
Una non l'hanno messa là dietro la porta, un'altra in cima rivolta verso l'alto. Perché? Perché noi abbiamo una percezione uditiva stereofonica. Spendiamo anche tanti soldi per avere questa percezione migliore quando ascoltiamo la televisione, eccetera. Ecco, i rapaci notturni non hanno questo sistema, hanno un sistema completamente diverso, che è vantaggioso di notte, perché se avessero un sistema come il nostro non prenderebbero neanche un topo. Invece con questo sistema cosa succede? Che loro riescono ad avere, immaginate che questo qua sia un topolino che si muove, no? Magari non troppo veloce perché non è spaventato, si muove lentamente, poco poco, oppure saltella da una posizione all'altra. Per riuscire a intercettarlo, il rapace notturno deve riuscire a percepire il movimento nell'oscurità, e non è facile, perché ci vede, ma non è che ha come una luce puntata, quindi vede un pochino, vede meglio. Ricordatevi che gli animali non vedono come noi, cioè questo è un concetto che adesso spieghiamo meglio, però quando riescono a trovare questo topolino che si muove, l'aspetto molto interessante è che il topolino riescono a seguirlo con l'udito, e questa è una cosa incredibile. Lo seguono con l'udito perché arriva il suono da una parte, lo registrano, arriva dall'altra, e questo tipo di incrocio di dati crea una mappa tridimensionale, possiamo chiamarla così. Ovviamente il gufo non sa che ha una mappa tridimensionale nel cervello, ma riesce comunque a percepire il movimento. Questo è un vantaggio incredibile, non c'è nessun animale sul pianeta che ce l'ha. Adesso cominciate a capire perché sto studiando i gufi, che hanno tante cose speciali. O sono io che ve le racconto in modo così proprio per vendervi che il gufo è un animale speciale, o sono veramente così questi animali, ma lo scopriremo fra poco. Ad esempio hanno il disco facciale. Qualche anno fa, adesso forse va tutto un po' con il digitale, qualche anno fa, quando qualcuno di voi doveva avere la parabola di Sky, veniva l'omino col furgoncino, scaricava la parabola e gli diceva: adesso la devo posizionare sul tetto, sul balcone, ma devo riuscire a captare il segnale migliore. E come faceva? Orientava la parabola di Sky, la orientava per poter prendere in modo più efficace diciamo questo tipo di segnale. I rapaci notturni fanno la stessa cosa, e ce n'è uno che non vive in Italia ma vive in Europa, che è l'allocco di Lapponia, che è questo bestione gigantesco, molto molto grande, meno del gufo reale ma è comunque un bel animale, che ha veramente un disco facciale gigantesco. Il disco facciale è praticamente tutta questa parte tondeggiante, concava, che funziona come la parabola. E immaginate che lui funziona come la parabola, nel senso che, provate a immaginare, qua c'è sempre il nostro topolino che si muove, lui è, oppure non so, immaginiamo che sia di sotto, io sono un allocco di Lapponia, il topo è lì, io lo seguo da questa posizione, lo vedo che si muove, oppure percepisco il suono del suo movimento e lo seguo girando il disco facciale. Questo tipo di situazione è straordinaria. Se voi andate su YouTube ci sono due video, uno del National Geographic, uno della BBC, che potete andare a vedere, dove l'allocco di Lapponia riesce, grazie all'udito, pensate quanto è incredibile, grazie all'udito a catturare un lemming sotto 30 cm di neve, senza vederlo, solo ascoltandolo. Quindi se ci fate caso cominciate a credere che insomma questi animali abbiano qualcosa di veramente speciale. Non di meno hanno qualcosa di speciale anche nel mangiare. E qui volevo, visto che insomma siamo sempre più avviati a un mondo che ama Masterchef, ama questa cucina sempre più sofisticata, voglio dirvi che i rapaci notturni sono un po' meno sofisticati, ovvero loro mangiano le prede, le mangiano spesso intere oppure le porzionano, ma per porzionare ad esempio un topo molto grosso magari lo decapitano. Ad esempio mi era capitato proprio con Isabella, che è in fondo, che saluto, e mi era capitato una volta che avevamo organizzato con loro una conferenza sul Delta del Po, di andare nella pausa pranzo. Mi avevano detto: guarda che qui c'è un posto dove c'è il barbagianni, mi hanno portato a vederlo e abbiamo trovato un cumulo di teste di topolini, teste già diciamo consumate, quindi erano semplicemente crani. E allora era la prima volta che mi capitava di vedere questa cosa, sono andato poi a fare un po' di ricerca, poi l'ho trovata anche in altri posti. Quando trovate ad esempio delle teste, significa che lì ad esempio hanno edificato il barbagianni, con certezza assoluta. Perché? Perché quando ad esempio il barbagianni cattura un topo che è un po' troppo grosso per i suoi piccoli, perché magari i piccolini nati, quindi i pulli sono ancora troppo piccoli per mangiare un grosso topo, a quel punto cosa fa? Toglie la parte più evidente, più grossa diciamo da ingerire. Che secondo voi qual è? Provate a immaginare come è fatto un topo.
Allora, un topo ha una testa, possiamo immaginare diciamo, una testa mediamente diciamo, media, e poi si ingrossa dietro, giusto? Più o meno abbiamo questa immagine del ratto, del topo. Ecco, immaginate che però la parte più difficile da mandare giù per un barbagianni non è la parte del posteriore, perché il posteriore si può porzionare, è il cranio. Per cui in realtà vengono decapitati, poi vengono porzionati, nel senso che vengono smembrati e viene dato diciamo, una parte di questo topo. I rapaci notturni quindi non mangiano le cotolette, non mangiano le sogliole o il pesce spinato, mangiano delle prede intere con dei resti che possono essere non particolarmente facili da digerire. Tuttavia hanno una capacità digestiva molto diversa dalla nostra. Se qualcuno di noi si mangiasse un topo intero, così com'è, avrebbe qualche difficoltà, perché non siamo predisposti, il nostro fisico non è predisposto a fare questo tipo di lavoro a livello diciamo di stomaco. Posso chiederti una cosa? Sì. Ma mangiano la preda intera e non la fanno a pezzettini? In molti casi non la fanno a pezzettini. In molti casi non la fanno a pezzettini, a meno che ci siano due tipi di necessità. Uno, che la preda è molto grossa e quindi in quel caso devono farla a pezzettini, oppure che abbiano un'esigenza di spartire un pasto, magari con una preda abbastanza grossa, a più nidiacei. Allora in quel caso hanno la necessità magari di porzionare. Ci sono dei video su internet, se andate a vedere, dove c'è magari un giovane barbagianni piccolino ancora, che è ancora dentro nel nido, che si mangia un topo che è grande quasi come lui e lo manda giù come i serpenti, per darvi un'idea. Quello che succede però mandandolo giù in questo modo è che sostanzialmente ci sono delle parti che anche loro non riescono a digerire, nonostante abbiano dei succhi gastrici potenti, non ci riescono. Quindi cos'è che possiamo trovare? Innanzitutto possiamo trovare il pelo, le penne, le ossa ovviamente a seconda di quello che hanno mangiato. Se mangiano un lombrico, cosa possono trovare? Vedo là un signore deciso che ha fatto segno a niente. Bravissimo, infatti non possono trovare niente, perché il lombrico è come il nostro bignè. Siete d'accordo? Vedo una signora che mi ha detto questa volta non gliela passo. In effetti per i rapaci notturni il bignè potrebbe essere proprio una lumaca, potrebbe essere un lombrico, perché per loro sono comunque, soprattutto per le civette, sono molto gustosi. Questo succede in natura per i rapaci notturni, però poi in realtà quello che accade è che tutte queste cose che vengono mandate giù non vengono completamente digerite e nella parte superiore, diciamo un po' prima dello stomaco, vengono diciamo ammassate fino a quando si forma all'interno dello stomaco una pallina diciamo un po' ovoidale che viene chiamata borra. Gli inglesi la chiamano pellet, come quello che mettete dentro nella stufa, li chiamano owl pellet, quindi pellet dei gufi, e sono queste che vedete in questa foto. Vengono espulse, non hanno un odore sono dei rigurgiti, per intenderci. La parola rigurgito è un termine elegante per dire che è un vomitino di gufo, però non hanno diciamo degli odori particolarmente sgradevoli, per cui uno li può anche raccogliere. Voi vorreste raccogliere delle borre? La stessa signora di prima mi ha fatto segno, non ci penso proprio. Però immaginate invece che i rapaci notturni, proprio grazie a questo sistema, hanno consentito agli ornitologi di riuscire a scoprire la loro dieta. Adesso lo si fa anche magari con le webcam, con le fototrappole eccetera, e si sono scoperte cose molto interessanti, però in realtà per molto tempo si sono studiate le diete dei rapaci notturni grazie proprio al contenuto diciamo, delle borre. Vado un po' più veloce. La silhouette dei rapaci notturni è una cosa molto particolare, cioè la silhouette intendiamo la sagoma, diciamo, che si staglia magari in controluce. Voi direte, ma è così importante? Sì, perché nella maggior parte dei casi voi vedete un animale in controluce. Se siete al tramonto, che è il momento in cui escono i rapaci notturni, a volte lo vedete contro un cielo che è più chiaro e tendenzialmente vedete un animale di questo tipo. Cioè vedete una testa molto globosa, abbastanza grossa, una coda particolarmente corta e delle ali rispetto a quelle dei rapaci diurni molto molto più corte. Qui addirittura con queste foto si riesce a capire addirittura che tipo di animali sono. Questo sopra ad esempio, allora quello in alto sulla vostra sinistra è un barbagianni e ovviamente ci vuole un po' di esperienza, però la forma ad esempio è molto diversa da quello a fianco in alto che è una civetta.
La civetta l'avete vista prima, è molto globosa, un po' cicciottella apparentemente, in realtà come dicevo non è il peso effettivo quello che fa la differenza, ma è la postura e anche quanto tendono a tenere gonfio, diciamo, il piumaggio. Sotto abbiamo ancora un Barbagianni in volo e dall'altra parte invece abbiamo un gufo americano, un gufo della Virginia, e quindi un gufo lo si riconosce dal posizionamento dei ciuffetti auricolari. Adesso facciamo una rapida carrellata perché vedo che siamo un po' lunghi e andiamo a conoscere comunque i rapaci notturni che vivono in Italia. Come dicevo prima, abbiamo 10 specie nel nostro paese e di queste però ce n'è una, che è il Barbagianni, che ha un qualcosa di particolare. Infatti noi abbiamo una sottospecie in Sardegna che è riconosciuta a livello internazionale ed è una sottospecie endemica sta a significare che ce l'abbiamo quasi solo noi, dico quasi perché la condivide la Sardegna e la Corsica, quindi è un po' francese e un po' in Corsi, però io amo la Corsica tantissimo, i corsi non si sentono tanto francesi, quindi definiamola un po' corsa e un po' sarda, quindi un po' italiana e un po' corsa. Però in Sardegna è molto molto diffuso. Questo Barbagianni è un po' più pallido rispetto al nostro, un po' più chiaro. Questo è uno studio che ho fatto con una tesista, siamo andati in giro un po' per l'Italia a vedere i Barbagianni nei musei. Nei musei i Barbagianni, i rapaci notturni vengono considerati, cioè vengono conservati in questo modo. Gli uccelli possono essere ritrovati quando andate in un museo magari montato mentre vola, quello è un animale montato, oppure ci sono animali conservati in pelle, viene definito in pelle, quando l'animale viene steso così come se fosse una specie di mummia. Perché vengono conservati? Perché ci danno un sacco di informazioni. Ad esempio io grazie a questo studio, girando nei musei, ho scoperto che oltre ad esempio al Barbagianni di cui vi ho parlato prima, in Italia qualche volta arriva addirittura il Barbagianni del nord Europa, che è il Tito alba. Noi sappiamo che il Barbagianni in Italia si chiama Tito alba, che è la sottospecie nominale, quindi bello bianco. Abbiamo il Tito alba ernesti, che è la sottospecie della Sardegna, e poi abbiamo questo qua che vedete sulla destra, che è il Barbagianni. Tra l'altro il Veneto è una delle zone dove si trovano più facilmente, è comunque una sottospecie rara, ed è un Barbagianni scuro che è tipico, diciamo, della Germania, dell'Olanda, della Svizzera. Qualche volta passano le Alpi e arrivano da noi a svernare e poi tornano da dove sono arrivati. Questo è il Barbagianni. Tito alba è il suo nome, è un animale elegantissimo, è l'unico tra i rapaci notturni europei che appartiene alla famiglia dei titonidi, mentre tutti gli altri rapaci, civette, sioli, allocchi, eccetera, eccetera, appartengono alla famiglia degli strigidi. Tanto non ve lo ricordate perché non è una cosa fondamentale, andate a cercarlo poi su internet se volete. Quello che è molto importante è sapere che il Barbagianni comunque è un animale un po' a sé, soprattutto per quanto concerne la riproduzione. Il Barbagianni si riproduce con dei numeri nettamente superiori, eppure è di tutti i rapaci notturni italiani quello maggiormente in difficoltà. E voi direte, ma perché? Allora, i numeri superiori nel senso che, ad esempio, la nidiata, quindi quando depongono le uova e quando poi si studiano e si involano, le civette fanno 3 o 4 piccoli, può capitare anche 5 o 6, ma di solito 3 o 4 piccoli. Il Barbagianni ha un record di 18 piccoli Barbagianni nati in una sola nidiata, può arrivare addirittura a fare 3 covate, in modo eccezionale ovviamente. Questo però sulla carta dovrebbe farci capire, caspita, questo qua avremo Barbagianni ovunque. C'è un problema però, proprio perché fa tanti piccoli, ha bisogno di grandi spazi per nidificare, mentre la civetta, qualche volta magari vi capite, chi di voi ha visto per alzata di mano la civetta? Ah, bravi. E il Barbagianni? Questa cosa ad esempio mi fa capire che ci troviamo in una zona dove il Barbagianni è ancora abbastanza presente, per fortuna. Se io fossi a Torino e facessi questa domanda e chiedessi della civetta, probabilmente avremmo lo stesso numero, chiedendo ad esempio del Barbagianni non avrei nessuno, perché in molte parti d'Italia è scomparso. Voi siete una delle ultime zone, direi tutta la Laguna Veneta, forse la zona nel nord Italia migliore per trovare i Barbagianni, quindi l'operazione che viene fatta è assolutamente lodevolissima ed è importantissima, perché il motivo principale per il quale sono calati in modo drastico in tutta Italia i Barbagianni è legato al fatto che mancano i siti riproduttivi, per cui aiutandoli con i siti riproduttivi si possono riprendere. Poi ci sono altre problematiche come ad esempio l'avvelenamento dei topi piuttosto che il traffico veicolare che
falcidia in modo devastante molte popolazioni, ma indubbiamente il problema più grosso è legato ai nidi, diciamo, che vengono a mancare, perché spesso, ad esempio, venendo qua anche oggi ho visto un paio di casolari abbandonati. Finché c'è il tetto, il barbagianni teoricamente potrebbe entrare, nel momento in cui cade il tetto entrano i gheppi ma non entra più il barbagianni, quindi tecnicamente anche quei casolari hanno, diciamo, un termine. Nel momento in cui sono troppo ruderi non sono più adatti ad ospitare i barbagianni, che abitano di solito nei piani alti, nell'attico, diciamo. È un animale da attico il barbagianni, perché se sta al piano terra viene mangiato dal tasso, dalla volpe o da un gatto. Adesso qua c'ho il canto, magari ve li faccio sentire, se no non ce la facciamo. Allora, l'altro animale da vedere, molto bello da ascoltare anche, è l'assiolo. L'assiolo è un buffetto poco più grande del mio cellulare, di altezza, poco di più, e ha gli occhi gialli come la civetta. Si potrebbe confondere con la civetta e si confonde con la civetta, se non fosse che il canto è facilmente riconoscibile, è un canto metallico. È un chiù che viene, diciamo, mantenuto molto a lungo. Ci sono delle pinete qua sui litorali dell'Adriatico dove gli assioli sono veramente molto molto abbondanti. Qualcuno l'ha sentito cantare l'assiolo? Dai, bravi. Ecco, anche questo animale fino a qualche anno fa era fortemente in decremento e per fortuna un po' in tutta Italia stavolta la situazione ha visto crescere questa specie in modo abbastanza abbondante. Abbiamo una situazione interessante per questo piccolo rapace notturno perché il clima sta cambiando le sue abitudini in modo incredibile. Allora, vi faccio vedere la foto prima. Qui vedete una tettigonia bellissima, comunque una cavalletta verde. Non dovrebbe essere Covid, ma semplicemente una mascherina che è un po' assillante. Ecco, dicevo appunto che gli assioli si nutrono tantissimo di insetti, sono una specie quasi esclusivamente insettivora e questo nel tempo ha determinato una scelta esistenziale dell'assiolo, che è diventato un migratore. E quando ho iniziato, sapete, i famosi 30 anni fa, all'inizio quando ho iniziato a fare queste conferenze, quando raccontavo sono 20 anni che studio i gufi, mi piaceva dirlo. Adesso dire che sono 30 anni, uno fa due conti, dice, aspetta, quello comincia a essere un po' vecchiotto. E quindi insomma, un po', ancora per qualche anno dirò 30, poi non lo dirò più. Diciamo che l'assiolo è una specie insettivora per cui per molto tempo ha fatto questi grandi viaggi di migrazione, arrivando addirittura nel centro dell'Africa. Voi sapete cosa sta capitando, no? Sul nostro pianeta si sta scaldando e quindi certi tipi di insetti sopravvivono anche durante il periodo invernale e hanno una vita prolungata. Ci sono delle cavallette che sono arrivate da altri continenti, da altri paesi, e qui cavallette e anche altri insetti, e quindi questo tipo di situazione ha favorito alcuni insettivori, tra questi l'assiolo e anche l'upupa, che è il simbolo della ripu. Questi animali progressivamente hanno deciso, ma chi me lo fa fare di fare un viaggio dove magari il 30% di questi assioli muore durante il viaggio, tra andata e ritorno? Non lo faccio, sto qua e cerco di sopravvivere all'inverno. Se gli va bene, riesce a farcela perché poi comunque qualche volta riescono anche a catturare degli altri animali, non è che mangia solo insetti. Può catturare, questo ad esempio un topo ragno, rispetto ai ratti e ai topi, vedete che ha una testa molto allungata, e i topi ragni sono dei piccoli, sono degli ottimi bioindicatori ambientali, e sono dei topolini che hanno i denti tutti seghettati, e sono seghettati perché anche loro mangiano insetti. Quindi questo ad esempio è stato sicuramente catturato nel periodo estivo, però riescono a catturare anche i roditori, che sono percentualmente dei micromammiferi molto molto più abbondanti. Questa è una foto molto particolare perché ci spiega, faccio sentire il canto, lo sentite? Questo è il canto dell'assiolo, e questa foto ci fa vedere una caratteristica particolare di alcune specie. La civetta, l'assiolo riescono a tenere, diciamo, tra le mani, tra le zampe la preda. È una cosa abbastanza inusuale, ad esempio l'allocco non lo fa. Alcune specie ci riescono e questo rende, diciamo, molto più facile, ad esempio, uccidere una preda, tra virgolette usiamo il termine impropriamente, maneggiarla per poter portare, diciamo, al becco una cavalletta piuttosto che un'altra preda magari più sgusciante.
Altro animale, vediamo un po' i tempi come siamo messi, vediamo un po'. Altro animale, il gufo reale. Ovviamente qua in laguna non ce l'avete, però è un animale che è presente in Veneto, vive sulle zone diciamo prealpine. Allora se siete abituati ad andare a cercare le aquile sulle montagne, il gufo reale non sta nello stesso tipo di ambiente, o meglio, può frequentare la stessa vallata, ma nidifica di solito più in basso. Non ha bisogno di andare a cercare zone di alta montagna per nidificare, lo fa a quote più basse mediamente. Il gufo reale, questo è un giovane di gufo reale, è un animale che nelle femmine può raggiungere e superare anche i 4 kg di peso. Per darvi un'idea, l'assiolo e la civetta fanno 100 grammi, per cui sono animali molto più piccoli. Quindi immaginate, una civetta pesa 120 grammi, il gufo reale può arrivare a pesare 4 kg, immaginate quindi che differenza di mole. Quindi qualcuno potrebbe pensare, ma quindi il gufo reale può mangiare solo con una civetta? Non lo sapete, voi state pensando, questo è venuto da Torino e ci fa lui le domande, è lui che deve darci le risposte. Giustamente, allora, vi ho dato già una dimensione che è molto differente, dovete immaginare che sono predatori, per cui nella gerarchia dei rapaci notturni, quando vi ho fatto vedere quelle immagini dove c'erano quelli piccoli, quelli medi, quelli grandi, dovete immaginare che c'è una gerarchia anche di forza, per cui il gufo reale, se vi capita, se la mangia come la civetta. Il gufo reale può uccidere anche un allocco che è molto più grande, un allocco può arrivare a pesare mezzo chilo quasi. Il barbagianni può essere ucciso da un gufo reale, addirittura l'allocco può uccidere la civetta. Ci sono dei rapporti di forza che sono straordinariamente interessanti e affascinanti. Anche questi sono argomenti che ad esempio ho trattato su GufoTube, ci sono delle puntate intere che ho dedicato a questo tipo di tematiche. Il gufo reale è un animale bellissimo da vedere, ma molto difficile, perché a dispetto delle dimensioni, quindi del peso, quindi anche dell'altezza, perché è un animale che raggiunge 60 cm di altezza, è comunque difficile da vedere. È un animale che ha quasi 2 metri di apertura alare, però vive in mezzo magari a una parete rocciosa, su un versante che è nascosto magari da un piccolo, da una zona magari un po' nascosta di pietre, c'è qualche arbusto, ovviamente non si mette su una parete liscia facilmente visibile, e quindi a quel punto diventa molto difficile, non ha un nido vistoso come quello di un falco pescatore, quindi in realtà nidifica direttamente magari sul terreno, in una zona magari leggermente ci scava un po' magari in mezzo al terriccio, e ci fa un piccolo avvallamento, depone le uova, quindi trovarli è molto complicato. Di solito chi studia i gufi reali è un grande esperto di rapaci diurni, perché a differenza degli altri rapaci notturni che possiamo andare a cercare utilizzando i richiami acustici, i gufi reali sono più facilmente trovabili usando altre strategie di ricerca. Qui c'è una bellissima foto, questo è un gufo reale, una foto scattata in Spagna, è un animale che nidifica soprattutto nelle pareti rocciose, sono state trovate nidificazioni anche nelle cave, per cui ovviamente non parlo delle cave quelle di pianura, ma parlo magari delle cave che si trovano nelle zone collinari. Per darvi un'idea, i gufi reali li trovate anche a 200 metri di altezza, non è che dovete andare a 1500 metri, anzi, come dicevo prima, è più facile più in basso. Questo, insieme all'allocco, è l'animale più comune nel nostro paese, la civetta. Bellissima, è il mio rapace notturno preferito per eccellenza, è un animale molto plastico nella scelta delle prede, perché lo possiamo definire insettivoro, però in realtà mangia tutto quello che le dimensioni gli consentono di mangiare, ovviamente. Perché prima non ve l'ho detto, ma il gufo reale anche lui è abbastanza plastico, per cui riesce a catturare, ad esempio un gufo reale può catturare le trote e fario in montagna, i gamberi di fiume, ovviamente in modo occasionale, cattura comunque ghiri, scoiattoli, ricci, il riccio proprio con gli aculi, li spelliccia, toglie la pelliccia con gli aculi e poi si mangia tutto il resto. Quindi sono animali che hanno, e poi può addirittura uccidere una volpe, mangiarsi una volpe, un gufo reale, quindi questo per darvi un'idea della capacità predatoria. Poi ovviamente la cosa molto importante da sapere è che fanno un po' come noi. Cioè noi andiamo e quando andiamo al supermercato, in base a quello che abbiamo qua dentro, compriamo. Se abbiamo tanti soldi possiamo comprare magari le ostriche, il caviale, queste cose qua se ci piacciono ovviamente.
ma se non abbiamo tanti soldi dobbiamo adattarci. Questo succede anche in natura, non si basa sul portafoglio, ma si basa sulla loro capacità e sulla disponibilità trofica dell'ambiente. Per quello che è molto importante il discorso che era stato fatto prima, perché per avere certi tipi di animali bisogna avere un ambiente integro che abbia quella caratteristica che è stata detta prima, cioè la biodiversità. E le civette sono degli animali che cercano un certo tipo di ambiente, tuttavia non sono quelle più esigenti. La siolo, che abbiamo visto prima, rispetto alla civetta è un po' più esigente, la civetta si adatta anche a situazioni un po' più antropizzate, con presenza dell'uomo, eccetera. Questo da sempre. È un animale, questo è il suo canto, questo secondo me l'avete sentito tutti, perché ha una grande variabilità di canto la civetta, per cui non dovete stupirvi se sentite diversi tipi di canti. Questo è un maschio arrabbiatissimo e diciamo che le civette, ecco qui vi ho messo un'immagine che può essere utile. Questo è nel mio profilo Instagram metto delle schede proprio sui rapaci notturni, si chiama La vita segreta dei gufi, se volete andarle a vedere, e qui si vedono le differenze tra il giovane e l'adulto, perché l'adulto ha un piumaggio più, diciamo, meglio sviluppato a livello cromatico e soprattutto anche a livello proprio di dimensioni. Vedete che la testa sembra quasi un po' arrotondata, più globosa in quella di basso, nella civetta adulta. Invece nella civetta giovane vedete che sembra quasi che abbia i capelli a spazzola. Voi direte, caspita, ma Marco, quando ci capiterà di vedere due civette adulte e giovani così bene da vicino? Ma è proprio lì la differenza. Se voi la vedete di notte e fate attenzione, avete magari l'opportunità di essere abbastanza vicini, potrete capire se è un adulto o un giovane proprio vedendo il fatto se è globosa la testa o meno, perché la differenza è veramente notevole. Quando siete nel periodo estivo queste differenze si possono vedere. E poi ovviamente bisogna fare tanta pratica prima di uscire di notte. L'allocco è, insieme alla civetta, l'animale più comune nel nostro paese. È un animale molto forte, direi che dopo i due grandi animali che abbiamo visto prima, l'allocco degli urali e il gufo reale, è quello più forte. È un animale forte da un lato e molto eclettico nella caccia, soprattutto perché ha delle ali corte, e le ali corte sono un vantaggio in questo caso, perché riesce a dare delle grandi virate, quindi è un ottimo cacciatore, ad esempio anche negli ambienti più angusti, ad esempio nelle foreste e nei boschi dove abitualmente vive. Il gufo comune non ha questa caratteristica, ha delle ali più lunghe, anche lui vive nelle foreste, ma avendo le ali lunghe è un po' più disagiato in certi tipi di caccia bene all'aperto paradossalmente e meno nei boschi. Questo animale è in grado, ad esempio, mi aveva raccontato durante una sessione di inanellamento sulle Alpi Orobie nel Bergamasco, l'inanellatore mi aveva raccontato che avevano catturato una volta era finito nella rete sostanzialmente un gufo comune che aveva catturato un ghiro e quindi era finito nella rete, e l'allocco è finito anche lui nella rete perché stava inseguendo il gufo comune per portargli via il ghiro. Questo vi dà un'idea ad esempio di come ad esempio ci siano queste gerarchie, perché il gufo comune e l'allocco sono quasi uguali come dimensioni, ma l'allocco è più forte e quindi è dominante. È un animale che può avere delle colorazioni particolari, questo che ad esempio vedete ha una colorazione rossiccia, può averla grigia oppure può avere una colorazione intermedia. Anche in questo caso ovviamente gli occhi sono grandi, però a differenza di molti rapaci notturni che hanno gli occhi gialli o arancioni, questo ce li ha scuri. È un predatore assolutamente micidiale ed è molto ornitofago, che è un termine tecnico per dire che mangia gli uccelli. Qui però in questa immagine si sta mangiando un moscardino che appartiene alla famiglia dei chini. Non so se sono andato già troppo oltre, dai, ancora qualche minuto, ce la fate ancora 5 minuti? Dai, che si tiepido. Va bene, dai. Allora, civetta capogrosso. La civetta capogrosso è un'altra specie che vive in montagna e sostanzialmente è un animale che è abbastanza difficile da vedere, quindi se chiedessi di alzare la mano qui probabilmente sarebbero veramente quasi nessuno, forse pochissimi. Non vive qua da noi, tuttavia ad esempio nella laguna di Venezia c'è un articolo scientifico che riporta, non ricordo se era la civetta nana o la civetta capogrosso, comunque delle civette alpine che sono state trovate in laguna. Le civette capogrosso uscirà sulla rivista di ornitologia, che è una rivista scientifica, uscirà un articolo nel prossimo numero che parla di una civetta capogrosso catturata inanellata nelle Marche. È la seconda volta che viene catturata una civetta capogrosso nelle Marche, è un caso,
è un caso tutte e due le volte abbastanza vicino, ma è eccezionale pensare che questo animale sia giunto dalle Alpi, dove vive stabilmente, sia arrivato addirittura nel Marte, quindi è una cosa abbastanza insolita. A dispetto delle dimensioni, perché è un po' più piccola della civetta che vive da noi in pianura, quindi è veramente piccolina, è più o meno grande come il cellulare per intenderci, riesce a catturare delle prede abbastanza grosse. Quindi non dobbiamo stupirci se ad esempio cattura un merlo, un tordo o un picchio, cioè sono animali che possono rientrare nella dieta di questo predatore, che ha una grande capacità mimetica e che insieme alla civetta nana, ma soprattutto alla civetta caporosso, hanno l'abitudine di andare a occupare i nidi di picchio nero. Quindi esiste praticamente un rapporto di collaborazione inconscia da parte del picchio nero, che costruisce i nidi, poi ovviamente li abbandona perché ne costruisce di nuovi, e quelle cavità costruite, scavate dal picchio nero, vengono poi utilizzate dalla civetta caporosso. Questo è un giovane di civetta caporosso che è abbastanza scuro, essendo animali forestali quando nascono i piccoli hanno delle colorazioni molto scure. E questo è il canto molto flautato della civetta caporosso. L'altra civetta che vive sulle nostre Alpi, quindi vive anche questa in Veneto, si chiama civetta nana, e la civetta nana, Laucidium passerinum è il nome scientifico. Le civette nane, tra l'altro, da noi non è molto comune in Italia, tra l'altro voi siete sul versante orientale dove le civette nane Capogrosso sono più abbondanti, per cui ad esempio io vivo nelle Alpi, nella zona delle Alpi occidentali, e le due civette alpine sono molto più rare. Perché? Perché in realtà loro amano l'abete bianco, per cui voi avete più abeti bianchi di quanti ne abbiamo noi, avete un'altitudine un po' più bassa, situazioni forestali più idonee a queste due specie, per cui Capogrosso e civetta nana vivono maggiormente nel versante orientale, quindi il Trentino Alto Adige, il Friuli e il Veneto, nelle zone alpine ovviamente. La civetta nana, attenzione perché è grossa così, anche la civetta nana può uccidere un merlo, quindi un animale di dimensioni superiori al suo peso. Questa, se andiamo a definire le capacità di predazione, è in assoluto il killer per eccellenza, e non sembrerebbe a vederla in questa foto. Ha gli occhi gialli come tutte le civette, e tra l'altro una cosa che sappiamo che magari non sempre viene rimarcata, sebbene da noi non sia molto comune e sicuramente molto localizzata nelle zone alpine, in realtà le civette nane, quelle del genere Glaucidium, sono tra le specie più comuni del mondo, perché sono il maggior numero di specie, perché in realtà sono molto abbondanti in tutte le foreste tropicali. È una specie tipicamente forestale, e così come è successo per la civetta Capogrosso, stiamo parlando per questa specie, per la Capogrosso, di due relitti glaciali. Ovvero, quando ci sono state le glaciazioni, c'era tutta una serie di animali, non dovete stupirvi che qua in Veneto siano state trovate dei resti fossili, ad esempio del gufo delle nevi, le hanno trovate persino sul Gargano, il gufo delle nevi. Perché? Perché un tempo la situazione climatica era diversa. Questi animali sono rimasti ancorati a queste situazioni, molto particolari, ambientali, che gli consentono di sopravvivere, che sono le Alpi di fatto. Tra l'altro, mentre la civetta Capogrosso è presente anche sui Pirenei, la civetta nana è presente solo sulle Alpi e poi ovviamente nel nord Europa e nei Balcani, e forse nei Carpazi, se non ricordo male. La caratteristica molto curiosa delle civette nane è che, se guardate questa foto, hanno la testa completamente piatta. Ricordate la foto della civetta che era molto tondeggiante? Questa è proprio piatta, sembra che uno gli abbia passato sopra la falciatrice del prato e ci sia passata sopra completamente. È un animale, questo molto molto piccolo, ha l'abitudine di posarsi spesso in cima agli abeti, per cui anche di giorno canta, la potete sentire cantare nei boschi, e risponde ai canti anche di giorno, quindi è un animale con delle abitudini un po' più diurne rispetto a quelle a cui siamo abituati. Questo è il gufo comune di cui abbiamo parlato prima, che vedete ha gli occhi più arancioni. Può capitare che questa ad esempio è una foto un po' cromatica, a livello cromatico un po' tendente al rosso. Gli occhi del gufo comune non sono così rossi, sono più arancioni. Qui si vede, questo è proprio una colorazione perfetta. Il piumaggio è tra i più mimetici che abbiamo nel mondo dei rapaci notturni, ed è un animale, come dicevo, molto eclettico a livello di
distribuzione, la troviamo in alta montagna, non è un bioindicatore, cioè se uno di voi mi viene a dire nel nostro paese siamo pieni di gufi comuni, quindi il mio paese è fantastico, no, cioè dal punto di vista della biodiversità non è un bioindicatore utile, perché è in assoluto il più plastico, nidifica nei nidi abbandonati di cornacchia, non ha nessuna esigenza particolare se non quella di trovare qualche topo da mangiare, qualche uccello, cose di questo tipo. Quindi una volta che c'è del cibo, il gufo comune ci può stare. Quindi ad esempio vedete una bellissima fotografia di un gufo comune in volo, e qui invece, vediamo, sentite il canto? Lo sentite? Un po' sì. E il gufo comune praticamente è, questa è la femmina. Il gufo comune è un animale che proprio in questo periodo dell'anno potreste ascoltare il canto, perché non canta quasi mai, ci sono delle eccezioni ovviamente, però tendenzialmente canta sempre tra febbraio e marzo, per cui vigili con l'orecchio, perché è comunque un animale che a pioggia c'è sicuro al 100%. Fra un po' entra, diciamo, nel periodo prenunziale, quindi i maschi comunque che sono silenziosi tutto l'anno, che non cantano, sono proprio molto timidi, poco confidenti, in questa stagione comunque per conquistare la compagna devono cantare, se non cantano usano, diciamo, il periodo di Sanremo per cantare. Poi abbiamo la lotta degli urani, voi siete, come dicevo, Veneto e Friuli, le uniche regioni in Italia che possono vantarsi di avere questo animale spettacolare. Io ho avuto la fortuna di accompagnare un gruppo, io faccio corsi un po' in tutta Italia, di accompagnare un gruppo nella foresta del Cansiglio, di riuscire a far ascoltare il maschio in canto, che si è avvicinato moltissimo, è un animale imponente, veramente molto spettacolare. Vive anche lui nelle cavità dei tronchi quando le trova, e in Italia devo dire che Enrico Benussi e Genero hanno fatto un ottimo lavoro, e anche altri ricercatori, andando a inserire molti nidi artificiali che hanno agevolato la riproduzione di questo animale. È un animale che vive ha necessità di boschi molto estesi, per cui è il contrario del gufo comune, che anche semplicemente in un filare di robigne ci può stare, anche nel vostro giardino con due pini, e invece questo qua ha bisogno di foreste molto particolari. Questo è il suo campo, e poi abbiamo ancora una specie, abbiamo chiuso. Eccolo qua, l'ultimo animale che vi faccio vedere è il gufo di palude. Io ho dedicato un libro che potete poi eventualmente, se qualcuno è interessato, acquistare, e il gufo di palude è in assoluto un animale che per un certo numero di anni mi ha affascinato tantissimo. E poi ovviamente, come vi ho raccontato, col passare del tempo, dopo ho studiato per quasi 12 anni, dopo un certo periodo poi mi sono dedicato ad altri animali. Il gufo di palude io l'ho chiamato molto spesso un gufo mascherato, perché vedete che visto che ci sono delle signore, ha una specie di rimmel si chiama, giusto? Contorno occhi da mettere attorno, diciamo, a questi occhi vistosi gialli. È un gufo, e quindi se avete fatto caso, il gufo comune ha gli occhi arancioni, il gufo reale ha gli occhi arancioni, il gufo di palude invece ha gli occhi gialli, sempre gialli, però ha questo contorno nero, questa specie di mascherina, infatti lo chiamo gufo mascherato, e ha un piumaggio un po' più chiaro rispetto al gufo comune. Il gufo comune è Asiotus, il gufo di palude è Asioflaccus, quindi è comunque sempre del genere Asio, che sono quelli, vi ho messo questa foto apposta, che hanno le ali tra i rapaci notturni proporzionalmente più lunghe. Perché dico proporzionalmente? Perché il gufo reale ce li ha più grandi, ovviamente. Però il gufo di palude in assoluto è quello che in proporzione alle dimensioni ha le ali, l'apertura alare più grande. Più hanno l'apertura alare grande, più riescono a volare bene, e quindi sia il gufo di palude in particolare, sia il gufo comune sono ottimi volatori e riescono a volare anche nei tratti di mare. Ad esempio l'allocco non ci riesce. L'allocco, che vi ho detto prima, è bravissimo a seguire il gufo, a rompergli le scale, riesce a catturare i pipistrelli e tutto quanto, ma se poi gli diciamo all'allocco, senti, fate un bel viaggio, attraversa un tratto di mare, vai in Sardegna, non ci riesce, e infatti in Sardegna non c'è. Questo, il gufo di palude, è un grandissimo cacciatore di arbicole. Io allora, questa è sempre l'immagine del gufo di palude, e visto che siamo andati molto lunghi, vi faccio vedere un'ultima cosa.
Qua ho il canto, perché adesso questa magari è una cosa carina, ci sono anche i giovani ovviamente, li facciamo vedere qua, saltiamo un pezzettino. Questi sono giovani di Gufo Comune, vi faccio sentire questo video che è molto carino e sentite questo canto perché magari qualcuno di voi l'ha sentito nel periodo, diciamo che può essere compreso tra aprile e luglio, perché a differenza delle altre specie che hanno un periodo di riproduzione abbastanza ristretto, il gufo comune si riproduce in un periodo abbastanza lungo, a volte anche con 2 covali. Sentite come canta. Adesso. Questo è un video per cui doveva cantare. Fa questi fischi. Qui ne ha fatto uno solo. Se ve lo faccio. Ecco, questi fischi che possono essere molto prolungati, soprattutto di notte, vi potrebbe capitare di avere magari vicino a casa 4 piccoli di gufo che cantano, uno magari appollaiato lì sopra, un altro di là, un altro dall'altra parte. E perché cantano così tanto? Lo fanno tutti i rapaci notturni, li chiamano i genitori per il cibo, ma il gufo comune ha questo fisco che è veramente sibillino e molto persistente, per cui voi immaginate la mamma porta, il papà portano il cibo al gufetto qua sopra che non è ancora in grado di cacciare da solo, e quindi lui magari per 5 minuti smette di cantare e nel frattempo cantano gli altri 3, poi lo portano a quello e questo ricomincia perché c'ha fame anche lui. Quindi se avete una famigliola di gufi comuni vicino a casa vi romperanno le scatole per tutta la notte. Ovviamente per un appassionato di gufi come me in realtà è una specie di concerto, quindi è bellissimo. E tra l'altro li potete anche osservare perché si lasciano anche avvicinare abbastanza. Io in realtà con questo ho chiuso, vi la consiglio, però mi auguro che per voi possa essere un po' come è stato per me un punto di partenza, ovvero in Italia non abbiamo moltissimi ricercatori di gufi e quindi tutte le volte io quando faccio una conferenza invito tutti quanti, se c'è qualcuno che è rimasto appassionato un po' da questo mondo dei gufi, delle civette, eventualmente a contattarmi. Io cerco sempre di rispondere a tutti compatibilmente con i tempi. Come vi dicevo c'è un segnalibro con il mio canale YouTube e anche il mio sito internet e ovviamente c'è anche la mia mail. Qui ci sono tutte le informazioni, io ho un canale YouTube, ho un blog, ho un sito internet, ho persino un canale podcast, ho fatto qualche podcast e quindi se qualcuno mi vuole, ovviamente ho la pagina Facebook, Instagram eccetera eccetera. Forse la cosa più interessante da seguire sono sicuramente il mio sito che è mastrorilli.it, perché c'è una sezione download dove trovate un sacco di informazioni, trovate tutti i canti da scaricare gratuitamente e ci sono veramente tantissime cose. E poi c'è il mio canale YouTube dove ho veramente messo a disposizione moltissime informazioni. Qua ci sono i miei libri, i libri sono tutti scontati, li trovate grazie a Isabella che mi aiuta questa sera, li potete prenderli se qualcuno è interessato, sono tutti in offerta speciale per l'occasione. Mi sono riservato, credo abbiamo forse un minutino, un paio di minuti se qualcuno vuol fare qualche domanda, se c'è qualche domanda da fare. Nel frattempo c'è anche un libro sul gufo delle nevi e l'ultimo libro che ho fatto è La volpe di Salluva, che è un libro non di favole, ma è un libro che parla degli animali nelle favole ed è di fatto un libro di etologia molto particolare perché vi svela tutto quello che accadeva nelle favole da Pinocchio come si dice, a Cappuccetto Rosso, tutte le favole di Esopo e Fedro, e vi dà una spiegazione scientifica e naturalistica di quello che accade in queste favole, perché i favolisti hanno scelto quegli animali in particolare. Ad esempio il leone nelle favole di Esopo veniva scelto perché in realtà Esopo, che era un favolista greco, in realtà in quell'epoca in Grecia i leoni vivevano sulle montagne, venivano cacciati, poi si sono estinti, ma c'era il leone europeo, quindi venivano scelti solo animali molto facili da riconoscere per il grande pubblico e dovete immaginare che le favole all'epoca erano l'equivalente di questa serata, cioè non erano per i bambini, ma erano divulgazione per adulti, avevano sempre un contenuto morale. Io con questo ho finito e vi ringrazio. Se qualcuno vuole fare qualche domanda. Grazie. Qualche curiosità, qualcosa che avete, ok? La situazione delle varie specie in Italia adesso, cioè il calo
Sì, allora, dunque, a questa domanda in realtà dal punto di vista numerico non c'è una risposta, ovvero i rapaci notturni non hanno, ci sono dei censimenti in Italia localizzati magari nelle varie regioni, città, province, eccetera, però anche in quel caso, se tu fai un esempio, prendi un Atlante della provincia di, i rapaci notturni, se tu parli con quelli che l'hanno scritto, ti diranno i rapaci notturni ne abbiamo fatto delle uscite, però sicuramente ce n'è qualcuno in più. Questa è la premessa, cioè i dati sicuri non li abbiamo. L'unica specie che sta veramente molto male è il barbagianni, l'unica. Tutti gli altri secondo me se la cavicchiano, c'è qualche specie che ha avuto la civetta, secondo me 10-15 anni fa forse stava un pochino meglio di quanto non stia adesso, però ripeto, per dire questa cosa in modo scientificamente credibile bisognerebbe avere dei dati, non solo di oggi ma anche del passato, per cui è chiaro, ad esempio, io venendo qua, parlando con Alessandro, che è l'organizzatore, che ringrazio per questo invito, dicevo, ma com'è che funziona qua la pesca? Si pesca ancora bene, cioè c'è il pesce e tutto quanto? È chiaro che la risposta che ho ottenuto è stata una risposta di pancia, tra virgolette, perché non è anche la mia una domanda senza senso, perché non esistono dei monitoraggi sul pesce scientifici, non so, di 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa. Certo che un pescatore che pescava 50 anni fa mi dirà che probabilmente 50 anni fa c'erano più pesci, posso immaginare, succede in quasi tutti i mari del mondo. Anche 5. Come? Anche 5. Anche 5, questo è triste, questo è triste. Però ci sono anche delle notizie buone in questo senso, non nel pesce ovviamente, ma nel senso che alcune specie di rapaci notturni, ad esempio l'assiolo di cui vi ho parlato prima, era un animale che era fortemente in declino alla fine degli anni 90. Si pensava avesse una situazione destinata a diventare simile a quella dei barbagianni, perché venivano usati moltissimi prodotti chimici in agricoltura che vengono usati ancora oggi, ma sicuramente in modo meno letale per gli insetti. Mediamente, è ovvio che magari un'azienda così d'élite come quella che abbiamo visto prima la situazione è particolare, però mediamente rispetto a 30 anni fa la situazione dei prodotti chimici è un po' migliorata, quindi qualche insetto in più c'è, non tanto magari di qualità quanto di numero, perché quello che conta per i rapaci notturni non è sapere, non è che si devono mangiare la specie rara, anzi meglio che non la mangiano, devono mangiare insetti, quantità, quindi da quel punto di vista l'assiolo, che era quello messo un po' peggio, si è un po' ripreso. Sicuramente quello che è stato proposto prima è la cosa migliore, infatti se qualcuno mi dicesse, va bene, ma al di là di tutto possiamo fare qualcosa per i rapaci notturni? La risposta è sì. Potete costruire dei nidi, installare dei nidi artificiali e aiutare i rapaci, gli uccelli in genere. Il nido artificiale è in assoluto la soluzione più bella che noi possiamo offrire a questi animali. Sì? Grazie della relazione veramente entusiasmante. Io abito a Val Grande, si dice in Val Grande, non a Val Grande. E quindi veramente sono contenta del fatto che ci possa essere un'opportunità di conoscenza e di valorizzazione del territorio. La domanda è, nel caso trovassimo un animale infortunato, come possiamo comportarci? Sì, dunque, sia un rapace notturno o qualsiasi animale selvatico, la legge italiana vieta la detenzione degli animali selvatici, per cui noi non possiamo tenerlo. Questo cosa significa? Che se troviamo ad esempio una civetta che ha bisogno del nostro aiuto, possiamo intervenire tecnicamente, ad esempio magari la troviamo il sabato mattina e magari telefoniamo la LIPO, il WWF al centro di recupero più vicino, dove dovremmo portare questi animali, e non troviamo nessuno, quindi cosa facciamo? Marco ha detto che non possiamo tenerli, la rimetto lì? No, ovviamente la tenete il tempo necessario per portarla nel più breve tempo possibile a un centro di recupero, ce ne sono tanti in Italia, c'è un sito internet che si chiama recuperoselvatici.it, lo trovate su internet ovviamente, e lì c'è un elenco penso abbastanza aggiornato, di tutti i centri di recupero italiani divisi per provincia e regione, quindi io adesso qua a Venezia non so, ma sicuramente ci sarà un posto dove si possono portare gli animali. Un tempo era più complicato, perché ti parlo proprio quando ho iniziato io, c'era il famoso centro che oggi tra l'altro non c'è più, della Lipos a Baganza, è stato il primo ospedale dei rapaci in Italia, e allora lì era un problema perché un animale che veniva trovato a Catanzaro veniva spedito, c'era una convenzione LIPU, veniva spedito col treno direttamente a, come si può
dire, a Parma, e molti animali morivano durante il viaggio. Oggi la cosa migliore da fare è contattare subito un'associazione che sul territorio si occupi appunto del recupero degli animali, e nel caso specifico dei rapaci notturni bisogna avere anche l'avvertenza di capire se è da prendere o meno. A volte noi troviamo i piccoli dei rapaci notturni e pensiamo, oh poverino, è stato abbandonato, è orfano. Questa dell'orfano è una cosa che sento spesso. La possibilità che una piccola civetta, un piccolo allocco sia veramente orfana è veramente bassissima. Cioè immagino che dovremmo trovare veramente mamma e papà morti lì vicino per dire, oh caspita, è rimasto senza genitori, lo porto via. Allora sì, se no in molti casi al limite si può spostare. Ricordatevi che l'olfatto dei rapaci notturni è praticamente inesistente, per cui non immaginate che sia come con alcuni mammiferi, che se lo toccate rimane il profumo, l'odore dell'uomo, quindi con i rapaci potreste avere Chanel numero 5, non se ne accorge nessuno, per cui non c'è nessun tipo di problema. Questo non significa che dovete mettere il profumo, però. È l'orario migliore per vedere i rapaci? Sì, in base, diciamo che l'orario migliore è il crepuscolo, però ci sono delle specie che sono più diurne. Ad esempio, ovviamente faccio un esempio, io ho anche dei corsi online, non so, un corso sulla civetta lo faccio anche di 4-5 ore, per cui stasera ho fatto proprio una carrellata velocissima, però ogni animale ha delle esigenze etologiche differenti, quindi ha delle abitudini anche di luce, di uso della luce diverso. La civetta, tieni presente comunque, una buona regola è che gli uccelli con gli occhi scuri, quindi il barbagianni e l'allocco, sono più notturni perché hanno più fastidio proprio all'esposizione solare, mentre ad esempio quelli con gli occhi gialli e un po' anche quelli con gli occhi arancioni sono più diurni, quindi civetta, sole. Infatti il gufo di palude è molto più diurno di quanto non possa essere ad esempio il gufo comune, di quanto non sia l'allocco. Il gufo di palude è un animale che vedete regolarmente di giorno, tra l'altro voi siete anche in questo caso fortunati, perché le lagune venete, comunque anche quelle diciamo dell'Emilia Romagna, sono in assoluto le zone dove il gufo di palude sverna con i numeri più interessanti, tranne diciamo negli ultimi anni dove una parte diciamo di gufi di palude ha deciso di svernare nella pianura emiliana, per cui tra Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia sono stati trovati delle grosse aggregazioni con decine di gufi di palude. Però a parte questo, l'anno scorso ce li avevo, io abitavo a Parma e ce li avevo veramente, andavo a vederli a piedi da casa mia. In genere sono abbastanza stanziali o... No, d'inverno non lo sono, il gufo di palude ad esempio non lo è. Gli altri rapaci notturni, tutti quelli che avete visto, ad eccezione del gufo di palude e della siola che è un po' è un migratore, tutti gli altri sono abbastanza stanziali. Per cui se tu hai una civetta che vive qua, questa civetta ha una vita media magari di 4-5 anni, quando muore è molto probabile che ci sia un'altra civetta che prende il suo posto. Quindi se l'ambiente è buono, voi non ve ne rendete conto, magari avete le civette, uno potrebbe dire sono 30 anni che c'è la civetta qua, ma non è la stessa, sono almeno 6, 7, 8 generazioni diverse di civetta che si sono avvicendate perché l'ambiente è buono. Ecco, diciamo che avere la percezione il concetto diciamo di animale stanziale significa che rimane in questo comprensorio. Il concetto ad esempio di animale stanziale in questo, ad esempio, in questo tipo di ambiente, allora in quel caso vuol dire che l'ambiente ha conservato diciamo, delle condizioni ideali, quindi quello è un buon segno. Tant'è vero che prima parlavamo ci sono meno pesci, quindi se ad esempio ci fosse uno che ha fatto la fotografia 30 anni fa di quante civette c'erano qua a Chioggia e oggi mi dice un tempo c'erano 20 coppie, adesso ce ne sono solo 6, si vuol dire che la situazione è peggiorata, qualcosa non va. Però per fortuna devo dirvi che i rapaci notturni, ad eccezione dei barbagianni, non hanno questo genere di crolli per adesso. Poi in futuro non lo so, perché comunque stiamo andando molto veloce con i cambiamenti, anche con il cambiamento climatico, per cui ad esempio una cosa che gli ornitologi si stanno chiedendo è questi rapaci tipo la siola o l'upupa, che non è un rapace ma comunque anche lui è un insettivoro, che decidono di non fare più queste migrazioni, hanno un vantaggio a non farle oppure no? In questo momento non abbiamo la risposta, lo vedremo magari fra 30 o 40 anni, perché magari nel singolo caso specifico dell'upupa magari è un vantaggio, questo non lo possiamo sapere. È stato fatto uno studio però ad esempio sulle prede
del gufo di palude in Scozia, ed è stato scoperto che ad esempio alcune arvicole del genere Microtus sono fortemente in calo negli ultimi anni proprio per questa situazione climatica. Nel nord Europa sta succedendo una cosa devastante perché i lemming si stanno estinguendo, non siamo a livello di estinzione, ma comunque stanno diventando veramente sempre più rari, e quindi quella era la base, diciamo, del cibo di tantissimi predatori e sta mancando. Il gufo delle nevi, che mangiava lemming, in particolare lemming, non trovando i lemming sta cercando di arrangiarsi, e prima mi hanno raccontato di un grifone che gira a decine di migliaia di chilometri. Bene, anche i gufi delle nevi nel nord dell'Artico stanno facendo dei viaggi incredibili perché si devono spostare. Ci sono delle femmine che fanno 25-30.000 chilometri, però li fanno in mezzo al ghiaccio, perché ce n'è ancora un pochino per fortuna di ghiaccio, e lo fanno per andare a cercare degli ambienti idonei. Ricordatevi, io ho un libro molto bello fatto sul gufo delle nevi, che il gufo delle nevi e l'orso polare sono destinati a estinguersi. Cioè, su quelli ci sono ancora, magari dureranno ancora per un po', magari non si estingueranno perché il gufo delle nevi viene allevato in cattività, quindi non viene a mancare come il dodo, ma quelli sono destinati a scomparire, non c'è più, bisogna solo capire quando. L'orso polare non ce la farà, perché siamo destinati a far sparire tutto il suo ambiente, quindi scomparirà di sicuro. La stessa cosa per il gufo delle nevi. È già troppo tardi per loro. Magari i nostri figli riusciranno ancora a vederli per un po', però sicuramente nell'arco l'orso polare mi sembra che sia stimato intorno al 2080 la sua estinzione. Il gufo delle nevi più o meno siamo lì. Quindi ci sono degli animali, per fortuna in Italia non abbiamo ancora questi problemi, ma in giro per il mondo ci sono moltissime specie di rapace che sono a rischio estinzione. Spesso sono specie abbastanza localizzate sulle isole, sono specie abbastanza più, diciamo, non molto numerose. Magari c'è un endemismo di un'isola che è una specie a sé, magari ha una popolazione, che ne so, di 500 individui che vivono in una foresta. Se quella foresta viene tagliata non c'è più la specie. Succede. Qualche altra domanda? Ti potresti togliere un attimo la mascherina? Sì. Così. Volentieri. Perfetto. Ok, qualche domanda? Sì, ancora una domanda? Sì. No, una curiosità, se si sa, questa colonia di allocco dei rurali che c'è in Cansiglio è il relitto di un qualcosa che era più espanso in passato e è rimasto solo lì, oppure in qualche momento sono arrivati? Sì, ok. Allora, dunque... Più in generale volevo capire se appunto questi animali sono in grado di manifestarsi improvvisamente, magari con la dispersione, non lo so, in punti dove proprio non c'erano prima, oppure se c'è sempre un'eventuale espansione per prossimità legata alla... Sì, dunque diciamo i famosi corridoi ecologici, ancora una volta il discorso, diciamo, della biodiversità è fondamentale, e anche, diciamo, delle estensioni di superfici che dobbiamo destinare alla natura è molto importante. Il concetto, diciamo, di diffusione dell'allocco degli rurali è un po' particolare rispetto ad altre specie, perché, vi faccio un esempio, io ho vissuto fino a qualche mese fa a Parma, e a Parma è arrivato in pochissimo tempo rispetto a quando è arrivato in Italia lo sciacallo dorato, ce l'avevo vicino, io non l'ho mai visto, però è stato fototrappolato, ho visto vicino a casa dove abitavo, proprio a Parma città. L'allocco dei rurali non avrà questo passaggio, cioè è in Italia da molto più tempo, ma non arriverà probabilmente mai a Parma, mai dire mai, per carità, però non arriverà a Parma, perché a differenza dello sciacallo dorato, che è molto eclettico e quindi si muove sul territorio, eccetera, può attraversare le strade, può attraversare l'autostrada, cioè può fare una serie di cose, l'allocco degli rurali è una specie molto forestale, ha bisogno di foreste molto estese, quindi potrebbe, cioè, vi faccio un esempio, probabilmente in Trentino l'allocco degli rurali ci potrebbe stare, se ci sta nel Friuli da voi, a Cansiglio ci sta anche in Trentino. Però non ci arriva perché gli mancano quei corridoi ecologici estesi che gli consentono di arrivare, cioè l'allocco degli rurali probabilmente non può attraversare un pezzo di 30 km senza boschi, non ce la fa. È un animale che non ha queste caratteristiche. È un animale, tra l'altro, gli allocchi, tenete presente che sono tendenzialmente anche l'allocco, il nostro
Strix a Lupo, quello che vive regolarmente qua in città, è una specie molto stanziale, ma non ha una grossa diffusione. I giovani hanno, diciamo, un movimento post-natale abbastanza limitato, per cui si muovono di pochi chilometri. Cioè la ricattura, ad esempio, di inanellamento più spettacolare di un allocco è stata fatta sulle Alpi, diciamo, lombarde, pre-Alpi lombarde. C'era un allocco che si era spostato di 20 km, 25 km, cioè appunto qua. Cioè invece, non so, gufi di palude catturati vicino a Mosca sono stati presi ad esempio a Pantelleria o in Sicilia, ad esempio, quindi non devono stupire certi movimenti. Nell'allocco degli Urali questo non avviene. Ma e quindi Quelli che ci sono adesso sono recenti. Allora, anche lì ti dico, bisogna, insomma, nell'allocco degli Urali ci sono poche persone che lo stanno studiando in Italia, c'è Enrico Benussi, c'è Francesco Mezzavilla che aveva fatto. Francesco Mezzavilla ad esempio mi aveva segnalato il punto dove cercarlo nel Cansiglio, perché io ovviamente nel Cansiglio non c'ero mai stato, non l'avrei mai trovato, e quindi devo ringraziare lui per la segnalazione. Però il fatto che sia in quella zona è perché è arrivato. Ora, sapere se c'era già precedentemente o meno, questo noi secondo me non abbiamo questa certezza. Non mi sento di escludere che magari ci possa anche essere stato prima di quando è stato trovato, perché gli animali notturni vengono cercati poco. Quanti di voi fanno 10 uscite all'anno notturne per vedere i rapaci notturni, per alzare un anno? Due, tre. Molto bene. 4. No, okay. Però volevo capire, cioè, dal Consiglio c'è l'altro punto in cui è presente. Arriva dalla Slovenia, arriva dal Friuli, ok. Arriva nelle foreste del Friuli, ha nidificato la prima volta la foresta di Carbisio in un nido artificiale italiano. Anche lì la prima nidificazione accertata, magari aveva già nidificato. Ci sono dei dati storici di ritrovamenti di allocco degli Urali in determinate zone, sempre del Friuli in particolare, e poi qualcosa anche nel Consiglio. Io ripeto, secondo me gli ambienti del Trentino non è escluso che magari un giorno ci arrivi, però probabilmente più passa il tempo più difficile, perché dovrebbe arrivare un maschio e una femmina. Magari un maschio ci è arrivato, una femmina ci è arrivata, però se arrivano tutte e due, si accoppiano, si ritrovano e mettono su famiglia e poi ne trovano altri, non succede nulla. Cioè se ne arriva uno solo e vive lì da solo. Quindi il problema in questo caso è una specie che è abbastanza stanziale, non si muove moltissimo. Quindi si spostano. Per darvi un'idea, dovete avere un'immagine di questo tipo. Facciamo finta che questo qui sia il territorio di casa, il cellulare, il territorio di casa di una civetta. Quando la civetta fa i piccoli, le civette che nascono cercano di riprodursi, cioè di rimanere nelle zone vicino. Quando queste zone vicino sono piene di civette, e le civette ne nascono altre ancora, queste civette tendono a spostarsi. Ricordiamoci che la civetta fa più o meno una media di 4 piccoli, e tra i piccoli, cioè il 75% circa delle civette, muoiono nei primi 9 mesi di vita, per cui ne rimane una. Questa civetta, quella che rimane, giovane, deve cercarsi un altro posto. Se si sposta tanto può trovare un altro posto, magari lo trova, e quindi funziona così, ecco, questo allargamento e estensione dei territori. Perché nessuna civetta vorrebbe muoversi, anzi le civette se non vengono cacciate dai genitori rimarrebbero già dove sono. Chi glielo fa fare? Hanno imparato a conoscere quel posto, perché mi devo spostare? Cioè noi ad esempio, anche noi forse c'è qualcuno che magari dato per lavoro va a lavorare all'estero, probabilmente nella maggior parte dei casi, se potesse lavorare a casa sua, cioè nel paese dove è nato, per molte persone, poi ci sono delle eccezioni ovviamente, rimarrebbero lì, perché magari sono legati a quel territorio, eccetera, eccetera. Questo. Grazie. Ok, allora io direi che se abbiamo finito le domande, vi voglio ringraziare dell'attenzione. I libri, se volete, ci sono dei libri tutti in offerta speciale, io adesso comunque posso anche scegliere, così se poi qualcuno magari vuole anche una firma, una dedica, poi volentieri. Ci sono delle favole, ci sono dei libri sui rapaci notturni, ne ho due, uno è La vita dei rapaci notturni e l'altra è sulle tracce dei gufi, che sono due libri complementari. Tra l'altro, per darvi un'idea,
sulle tracce di gufi costa 19 euro, lo vendo a 15, per cui avete anche dei sconti sensibili. C'è Isabella che sa tutto. Grazie tantissimo dell'attenzione e spero che sia stato interessante. Prima che abbiamo Marco, che ringraziamo, adesso mi incastro io. Siccome siamo partiti con una bella notizia, che è appunto il lancio del laboratorio della biodiversità rurale. Abbiamo finito la notizia, ci ha detto che non vedremo più l'orso bianco. No, ma non è quello, Sì, no, non è questo. Torniamo a finire con una bella notizia, per cui preoccupati. Siccome hai parlato dei corsi di riconoscimento, è uno dei progetti che vorremmo fare, per cui magari quando ci dirà Marco, visto che insomma è un argomento che interessa, potremmo organizzare quando sarà pronto il centro, magari un weekend in cui sì, Marco ci insegnerà delle cose approfondite sul campo, visto che in Valle Grande poi le parti ci sono. Facciamo anche un'uscita notturna. Esattamente. Per cui insomma ci ha detto un mezzo sì, per cui grazie di essere qua e la prossima incontro doveva essere martedì, perché io domani ho finito qualsiasi neurone che gira. Martedì 18. Sì, che sarà Sandro Mazzariol che ci dirà delle notizie veramente sorprendenti. Insomma, sappiamo che la tartaruga ha nidificato a Jesolo l'anno scorso, ha scelto proprio il posto più impossibile a proposito degli animali che stupiscono, e ha nidificato nel delta del Po, e poi ci racconterà di una serie di cetacei che mentre noi non sappiamo niente, come i rapaci notturni di notte, e così mentre noi siamo qua magari a parlare c'è qualche cetaceo stranissimo che passa davanti a pioggia. Per cui martedì prossimo, se venite, siamo felici di vedervi. Grazie e grazie a Marco.